Benvenuti a Sveglia Trieste, buon giovedì. Oggi avremo ospiti in studio a partire dalle 8 Sergio Persoglia della segreteria provinciale del Partito Democratico e poi dalle 9 Marcello Medao, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Avremo anche i nostri collegamenti esterni con oggi Umberto Bosazzi che ci farà vedere il lavoro in una panetteria, pasticceria, poi andrà alla stazione ferroviaria, quindi lo seguiremo in queste incursioni in città. Potrete naturalmente come sempre partecipare chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail al nostro consueto indirizzo che vedete sempre in sovraimpressione. Andiamo a vedere subito le previsioni del tempo, eccole qui. Allora, con il sito dell'Osmer ARPA regionale, nei prossimi giorni la depressione presente sull'Europa centro-orientale favorirà l'afflusso di correnti settentrionali fresche in quota. Tale situazione favorirà l'instabilità pomeridiana. Giovedì, cioè oggi, nei bassi strati affluiranno correnti da est-nord-est. Al mattino, quindi, per oggi, giovedì 15 giugno, cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le zone. Nel pomeriggio variabile sulla zona montana, con probabili rovesci e temporali sparsi, che successivamente potranno interessare anche altre zone. Qualche temporale localmente potrebbe essere anche forte. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, anche sostenuta al mattino a Trieste. La situazione di domani venerdì 16 al mattino cielo sereno poco nuvoloso su tutte le zone. Nel pomeriggio poco nuvoloso variabile sulla zona montana, con probabili rovesci e temporali sparsi che successivamente potranno interessare anche le altre zone. Qualche temporale localmente potrebbe essere anche forte. Sulla costa soffierà bora moderata al mattino, poi venti a regime di brezza. Una situazione abbastanza simile prevista anche per la giornata di sabato, così avvicinandoci al weekend. Allora, andiamo a vedere ora le prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi una carrellata proprio delle prime pagine, ma cominciamo come sempre dal piccolo. Il funerale di Stato in piazza, fan e bandiere, il grazie della famiglia, cori, applausi e lacrime per l'addio a Berlusconi. Questo è il titolo che campeggia in tutte le prime pagine dei quotidiani che hanno seguito il funerale di Stato di Silvio Berlusconi. In Duomo, a Milano, Mattarella, Meloni, tanti politici e volti TV, da Trieste Federica Di Piazza con il gonfalone. Allora, ancora vediamo per quanto riguarda le notizie internazionali, l'aggressione all'Ucraina, raid russi su Odessa e Donetsk, Kiev abbattuti razzi di Mosca, poi la tragedia del mare, affonda un barcone in Grecia, 79 morti e centinaia di dispersi, quindi le vittime potrebbero essere, probabilmente saranno molte di più. Vediamo la cronaca, anche la cronaca del piccolo di Trieste apre, come abbiamo fatto noi con il caso Resinovic. Mistero Resinovic, torna in primo piano la pista congelamento, scrive Giampaolo Sarti sul piccolo, andremo a vedere poi nelle pagine interne. Poi la morte di Fracchioni, cofondatore della ditta diventata Autamarocchi, e poi turisti senza parcheggi, si accende il dibattito sull'ipotesi aeroporto che era stata avanzata nella giornata di ieri proprio qui sulle pagine del quotidiano locale. Il comune compra per €1 l'attrezzatura dell'ex museo Alinari, anche questo andremo a vederlo nelle pagine interne. Troveremo nel quotidiano oggi anche per la pagina delle culture una carrellata di quelli che sono gli eventi musicali, soprattutto dell'estate, dal rock al cinema, un'estate di eventi. Allora, andiamo a vedere ora altri quotidiani in edicola oggi. Cominciamo con il Corriere della Sera. L'ultimo saluto in Duomo, e qui vediamo una immagine dall'alto, una foto dall'alto appunto della bara scortata anche dalle autorità e dalla famiglia. Berlusconi, applauso d'addio, in migliaia i funerali, le lacrime della famiglia. Meloni, non ti dimenticheremo. Una persona, tante Italie, e il commento di Gramellini, il passaggio di testimone, si analizza molto su vari giornali anche appunto l'eredità e il passaggio del
delle consegne, insomma, per quanto riguarda il vero e proprio impero fondato da Berlusconi in tanti campi. All'interno Marina e Marta si tengono per mano, poi l'abuso d'ufficio tolto in suo nome, la riforma appunto della giustizia, poi ancora il dolore di Prodi come ribella, invece qui il lutto per la moglie di Romano Prodi. Poi ancora terreno di scontro, giustizia, l'eterna occasione mancata. E ancora migranti, naufragio e strage, Grecia, decine di morti e centinaia di dispersi erano diretti in Italia. Le ONG contro Atene, soccorsi, l'accusa, è stato ignorato l'SOS. Andiamo a vedere la Repubblica, ecco qui la prima pagina. Sognavano l'Italia, annegano in 600, come nella strage di Cutro, scaricabarile nello Ionio tra Frontex, Roma e Atene. I migranti in fuga dalla linea dura della destra greca, l'analisi, il generale Haftar non ferma i trafficanti di uomini. E poi anche qui i funerali del Cavaliere, ma con un titolo che sposta l'attenzione, il focus su Meloni. Meloni, lutto e potere, la premier si avvicina a Marina Berlusconi e vuole conquistare l'eredità politica del leader di Forza Italia. Grazie Silvio, ti renderemo orgoglioso, dice Tajani, cerca di frenare l'esodo dei parlamentari, i figli divisi durante la cerimonia nel Duomo, trasmessa in diretta da 20 canali televisivi. Le manovre di Cairo tra editoria e partito per prendere Mediaset, e poi l'ostacolo è Pier Silvio in questi movimenti appunto che riguardano poi le aziende. Cultura, sogno un'odissea senza ritorno nella solita Itaca di Bernard Lévy, poi ancora come un finale di partita, maxi schermo, qui vediamo ancora per quanto riguarda il funerale di Stato, la folla in Piazza del Duomo per i funerali di Silvio Berlusconi. Fuori dal coro chi dice no al tributo di Stato, ne abbiamo parlato anche noi di questa polemica perché ha avuto un eco anche regionale, ma per le donne non aveva rispetto, invece è il commento di Concita Sannino. La piazza di Milano è quella di Kalamata, il commento invece di Francesco Bei. Vediamo La Stampa, era un uomo, sono le parole dell'arcivescovo di Milano, per il Cavaliere funerali di Stato davanti a Mattarella e Meloni, cori e applausi in piazza, polemica per le parole dell'arcivescovo. Il lungo addio a Berlusconi e dell'Utri, Dio salvi Forza Italia. Vediamo ancora i diritti, strage come a Cutro, la Grecia nega gli aiuti, muoiono 79 migranti. Poi ancora l'intervista, il garante dei detenuti, perché è sbagliata la politica dei rimpatri. E ancora la cronaca, quel bambino ucciso dai pirati della strada per un video sui social. Ieri un bambino di 5 anni è morto ucciso dai pirati della strada, è morto per niente, come succede sempre quando muore un bambino, una notizia davvero terrificante. Poi ancora vediamo su Libero invece un altro punto di vista, sempre però sul funerale di Stato, Silvio se ne va, il suo popolo resta, l'Italia migliore, questo è il titolo scelto. Più di 10.000 persone hanno assistito ieri ai funerali di Silvio Berlusconi in Piazza Duomo a Milano, dove erano stati allestiti alcuni maxi schermi, qui vediamo anche tante bandiere del Milan, qualcuna di Forza Italia. Il paese si ferma per Berlusconi, una marea di gente zittisce i lamenti di chi non voleva il lutto nazionale. Il contrappasso è il titolo del commento di Alessandro Sallusti, la sua pace, il CAP poteva far finire la guerra, quindi anche qui in queste analisi di Vittorio Feltri questa prospettiva che però non si è attuata. L'omelia fu tante cose, ora è un uomo davanti a Dio, questo è il senso insomma del discorso dell'omelia del vescovo. Silvio per sempre è invece il titolo del giornale, e qui vediamo un'altra prospettiva, un'altra fotografia delle tante che sono state scattate nella giornata di ieri, nel pomeriggio di ieri. Ultimo saluto al CAV, tra lacrime e applausi, l'Italia piange unita. Lo strazio dei figli con Marta e Marina mano nella mano, Marta è l'ultima compagna
compagna Marina, appunto la primogenita. Il Fatto Quotidiano, altro punto di vista, le esequie di B, così come ha sempre nominato l'ex premier il Fatto Quotidiano, la piazza non si riempie, mancano i big mondiali, tra passato remoto, il titolo. L'omelia severa dell'arcivescovo Delpini delude i beatificatori, in Duomo i parenti con Mattarella, l'intero governo, Schlein, Orban, l'emiro Al-Thani, le star Mediaset e molti pregiudicati, stampa estera incredula, rivolta fra le toghe per il lutto ANM. Tutto è perdonato, questo invece è il titolo di Domani. Funerali di Berlusconi, nell'ultimo saluto all'ex premier, la destra prova a trasformare il Caimano in un padre della patria. Il Caimano era appunto il titolo di un film e anche un appellativo sempre di Berlusconi, non sicuramente tra chi lo sosteneva, ma più che altro tra i suoi detrattori. Qui vediamo anche sul Piccolo, tornando appunto al giornale locale, poi magari leggeremo qualcuno degli articoli dedicati ai funerali di Berlusconi. Volevo andare alla presenza del... allora, vediamo qui anche la questione delle aziende, la successione, la famiglia, i figli. Ecco, volevo andare appunto proprio alla presenza della nostra regione alla cerimonia di Milano, le auto blu, le fasce tricolori e le lacrime, gli aneddoti di piazza, la commozione di Savino e l'omaggio di Fedriga, delegazioni di regione e comune di Trieste a Milano per l'addio al Cavaliere, Rosato seduto in Duomo nell'area dei sindaci, il governatore vicino a Zaia. Vediamo appunto vari protagonisti di ieri, e poi la messa di suffragio nella chiesa di Sion, Silvio un uomo forte anche nella sofferenza, al rito officiato da Monsignor Malnati, forzisti della prima ora tra consiglieri e assessori, l'ex senatore Camber osserva dall'alto. L'abbiamo documentato anche noi ieri sera, appunto abbiamo documentato questa messa voluta proprio da Don Ettore Malnati, sacerdote che ha ricordato anche le preoccupazioni della madre del CAV, conosciuta da giovane nel Varesotto, e poi dall'amore per l'impegno politico e imprenditoriale alle parole manzoniane, ai posteri l'ardua sentenza, e si cita spesso Manzoni in questi giorni. Quel volo per raggiungere l'ospedale in tempo per la nascita del figlio Luigi, una curiosità, la testimonianza di Doriano Cimin, per 27 anni pilota dell'aereo privato di Berlusconi con cui ha girato mezzo mondo, una curiosità appunto che trovate oggi sul Piccolo. Chiudiamo per il momento questa pagina dedicata appunto ai funerali di Berlusconi, ma andiamo ancora a vedere il sito del Messaggero Veneto per vedere un pochino le notizie qui più vicine a noi. Allora, perde il controllo della moto e si schianta contro un albero, giovane muore sul colpo. Vediamo a Pozzuolo del Friuli, questo è il titolo principale che troviamo sul sito del Messaggero Veneto. E ancora per quanto riguarda il Piccolo, ma nell'edizione di Gorizia e Monfalcone, naturalmente anche qui in prima pagina è lo stesso titolo che abbiamo visto per quello di Trieste, con gli applausi e lacrime per l'addio a Berlusconi, ma c'è nella cronaca, ci sono altre vicende, in particolare l'esposto del primario della riabilitazione di Gorizia, del Sugi di Gorizia, alla Corte dei Conti. Andremo poi a leggere nelle pagine interne. Poi decolla il basket, ma servono garanzie per i lavori all'Unione Ginnastica Goriziana, e anche qui l'ipotesi di congelamento del cadavere di Lilli, la priorità investigativa. Il caso viene seguito naturalmente anche da parte dell'Isontino. Ancora in 46 per un posto da necroforo comunale, il 22 la prova scritta, anche questo succede a Gorizia. Allora, dicevo, torniamo sul Piccolo per vedere proprio le
notizie di casa nostra, ecco qui la riabilitazione accorpata e meno posti letto e l'esposto di cui vi stavamo parlando adesso per quanto riguarda la sanità nell'Isontino. Celestino Turco, direttore della struttura complessa degli ospedali di Monfalcone e Gorizia, sottoporrà l'intero atto aziendale Asugi alla magistratura contabile. Questa è la notizia appunto che troviamo nelle pagine qui regionali. Il legale del professionista dice: disagi per gli utenti isontini e raddoppio delle nomine apicali. Poggiana, il direttore generale di Asugi, risponde: la riorganizzazione e l'adeguamento rispetto alla precedente azienda 2 isontina, lo ricordiamo. Allora andiamo ancora avanti con la lettura del piccolo. Qui c'è un reportage da Odessa nel mirino, i raid russi su tutta l'Ucraina, nel mirino la città portuale e su Minsk ricevute le prime armi nucleari tattiche da Mosca. E poi volevo appunto andare alla questione invece della cronaca e alla ripresa, ecco qui, del caso Resinovic. Lilli, il GIP alla procura, indagate sulla pista del cadavere congelato. Il giudice indica la pista tra i 25 punti da chiarire. Lo stesso PM aveva ipotizzato che Resinovic potesse essere morta nel giorno della sua scomparsa, quindi che il cadavere sia stato in qualche modo congelato. Liliana, lo ricordiamo, sparì il 14 dicembre 2021, fu ritrovata il 5 gennaio 2022. Il focus è proprio sullo stato di conservazione del corpo. Ci sono dunque dei dubbi sulla data del decesso, fatto risalire a 48-60 ore prima del rinvenimento dei resti. Oltre alla nuova analisi dei tabulati telefonici vengono indicati anche tutta una serie di esami del DNA, tra cui anche quello che dovrebbe essere prelevato a Fulvio Covalero, che è era un amico di Liliana Resinovic e aveva anche così per primo denunciato la sua scomparsa, e che noi ieri abbiamo intervistato. Il nostro Gianluca Paladina appunto ha intervistato Fulvio Covalero, dandogli così la notizia che già aveva ricevuto evidentemente di queste nuove analisi proprio su di lui, e lui ha risposto in modo quasi ironico. Sentiamolo insieme. Chiederanno le impronte e il DNA anche a lei alla fine. E allora sarebbe anche ora, no? Se ha fatto una lista di cose che vanno controllate, che avrebbero dovuto essere talmente ovvie, lo dimostra il fatto che tutti questi 25 punti, mi pare che si parli, Esatto. non sono stati nemmeno sfiorati dalle indagini. Il commento è ironico e pungente, ma contiene un messaggio ben preciso: perché non avete preso le mie impronte e il mio DNA molto tempo addietro? Così l'amico di Liliana, Fulvio Covalero, accoglie la decisione del giudice per le indagini preliminari di proseguire con le investigazioni sul caso Resinovic. Tra le varie disposizioni c'è anche quella di approfonditi accertamenti sulle persone vicino a Liliana, e tra queste proprio Covalero. Di prendere il DNA a più persone, a me stesso, certo io mi sono esposto in maniera notevole, no? Tanti mi hanno detto chi te l'ha fatto fare, no? Insomma, credo che Liliana che è scomparsa in questo modo, con tutte le voci che venivano, le insinuazioni, ma non su di me e anche oltre. La mia esigenza primaria era che il corpo di Liliana venisse trovato e gli fosse data degna sepoltura. Se noi prendiamo una cartina della zona di San Giovanni, quello dove è stato trovato il corpo, il posto più vicino, il posto dove era possibile lasciare il corpo, il più vicino possibile è la chiesetta. Se noi facciamo un cerchio attorno non c'è nulla, non c'è un posto dove si possa lasciare il corpo così vicino dalla chiesetta dove io l'ho cercato. Covalero comunicava i propri spostamenti su Facebook e nelle varie interviste rilasciate aggiornava sempre la sua personale ricerca dell'amica Liliana. Io ho comunicato che sono andato a cercarla prima di Natale, là della chiesetta abbandonata. L'ho comunicato su Facebook e quando sono tornato ho comunicato che non avevo trovato nulla. Prima di andare fisicamente là della chiesetta mi sono posto un mare di domande, perché comunque se io andavo lì e trovavo il corpo di Liliana basta, l'ho fregato, no? C'è stato estremamente rischioso per me. Dopo
tutto sarebbe stato da dimostrare, però è chiaro che cadevo nel massimo sospetto possibile, no? Come facevo a sapere che era lì? Non riesco a giustificare nemmeno adesso perché sono andato a cercare lì, figurarsi se lo trovavo. Poi magari risentiremo anche le parole del criminologo che ieri il nostro Gianluca Paladin ha intervistato al telefono, ma torniamo sui giornali nazionali. Qui siamo sul Corriere della Sera, è morta anche la moglie di Romano Prodi, fiori, biglietti e messaggi per l'addio a Flavia Prodi, Zuppi celebra il funerale, Bologna domani mattina le esequie della moglie dell'ex premier, camera ardente nella loro parrocchia, rinviata alla direzione del Partito Democratico. Aveva tanto da insegnare, pensava ai più fragili, l'ex parlamentare Albertina Soliani racconta di lei. Romano sfoglia i ricordi, quanto era bella lei, il professore e i figli scelgono le foto, gli amici in visita a casa. Allora, sempre sul Corriere della Sera, la via dell'offensiva, liberiamo paesi fantasma, tra i soldati della prima linea, i russi hanno più paura di noi, dicono, ma avanziamo troppo lentamente, l'obiettivo è Melitopol. Questo è il reportage che troviamo oggi sul Corriere della Sera per quanto riguarda la guerra in Ucraina. La diplomazia, Stoltenberg, Kiev nella NATO, Erdogan gela la Svezia. Andiamo ancora sempre sul Corriere, il compleanno amaro di Trump ora rischia anche in New Jersey e la Fox definisce Biden un aspirante dittatore, insulti al procuratore nel comizio dopo l'incriminazione terrorista. Insomma, questo sta succedendo negli Stati Uniti, un compleanno amaro ieri per Donald Trump, e non solo perché non ama ricordare ai suoi elettori che ha 77 anni, ne ha soli 3 meno di Joe Biden, che quando appare sulla Fox News, la TV della destra, viene sistematicamente sottotitolato con riferimenti a senilità e demenza. Pesa l'incriminazione federale appena ricevuta a Miami. Lui ha cercato di ridurne il peso mediatico col bagno di folla in un ristorante di Little Havana martedì, poco dopo aver lasciato il tribunale, e poi in serata col discorso pronunciato nel suo club golfistico di Bedminster in New Jersey. Si è presentato di nuovo come vittima di una persecuzione politica. Queste le notizie appunto dal mondo, troviamo oggi questi articoli sul Corriere della Sera. Ci spostiamo nuovamente in regione per parlare invece di spettacoli ed eventi. L'abbiamo visto come lancio in prima pagina, Maneskin, ultimo, Mr. Rain, dal mare ai monti si accende la lunga estate dei concerti, grandi nomi in arrivo in regione per 2 mesi di date ininterrotte per tutti i gusti e le generazioni. Tra gli ospiti anche Elio che omaggia Iannacci a Lignano e Alice canta Battiato a San Giusto. Vediamo qualcuno di questi grandi appuntamenti dell'estate. Allora, sarà la prima estate con la pandemia alle spalle e una programmazione ricca di cui si è avuto un assaggio già in questo fine primavera. La seconda metà di giugno procede con una serie di nomi italiani dai generi vari come i Gloria Forever Tour di Umberto Tozzi, il 16 a Palazzo dello Stella, Ney Maez, il rapper nato in Marocco e cresciuto nei quartieri milanesi a San Siro e Baggio, il 17 a Lignano, le bande Electro Dance Planet Funk il 23 a Tolmezzo, poi per chiudersi con gli ospiti internazionali la brass band newyorkese Lucky Chops a Trieste, a Castello di San Giusto e Deep Purple a Pordenone. Ma è luglio il mese più caldo, si parte il primo con il concerto di Ultimo per il grande evento allo stadio di Lignano. Il cantautore romano porta il suo quinto album, Alba, in una data zero che ancora una volta sceglie la nostra regione. Quella stessa sera Folkest propone i napoletani 99 posse a San Daniele, mentre Azalea ha scelto come protagonisti della Notte Bianca al Castello di Udine i Boom Dabash, reggae band salentina, e per il 2 luglio
luglio la trap di Sfera Ebbasta. A Palmanova la cantante cubana Omara Portuondo, famosa in tutto il mondo per il progetto Buena Vista Social Club, incanterà a Trieste il 3. Molti l'hanno conosciuto a Sanremo con Supereroi, diventato un tormentone. Mr. Rain è pronto a farsi valere dal vivo a Lignano l'8. Alice canta Battiato a Trieste, il 9 a San Giusto, mentre il 10 in Piazza Verdi ci sono i Mombau con il nuovo disco. Intanto l'americana Joss Stone con la sua voce soulful inaugura a grado ospiti d'autore. L'11 a Lignano Elio, senza storie tese, offre il suo omaggio a Iannacci. E poi ancora vediamo altri appuntamenti. Ci sarà a Udine il 12 ad esempio l'asso Stuart Copeland dei Police con l'orchestra. Altro nome che ha fatto la storia della musica, il chitarrista Steve Hackett ex Genesis, che suona a Palmanova il 13. Ci sono tanti altri appuntamenti, ad esempio Mannoia ad Aquileia il 16, però è il Maneskin Day a Trieste, ma non mancano le alternative, tra cui i vincitori dell'ultimo X Factor Santi Francesi a Grado, la PFM ad Aquileia il 18 a Pordenone. C'è l'astro nascente della scena urban Silent Bob con Sick Bud. L'eleganza senza tempo di Fabio Concato sbarca a Grado il 19, poi ci sarà anche Mischilla, insomma tanti personaggi li abbiamo così un po' elencati in questa breve carrellata. Il mito della chitarra in Castello a Udine, appunto ne abbiamo parlato, l'artista 18 luglio per Udine Jazz con Joe Dyson e Chris Fishman, una sorta di trio organistico del XXI secolo, felice dei traguardi ma guardo al domani, Pat Metheny a Udine Jazz. Il live di Salmo al Festival di Maiano, insomma Lazza e Morandi a Villa Manin, Nick Mason a Onde Mediterranee a Palmanova e Gradisca di Sonzo, la manifestazione appunto estiva di queste parti. E poi appunto ne abbiamo detto prima Steve Hackett in Piazza Grande a luglio, amo Palmanova e la vista sui monti, e quindi torna nella città stellata. L'inevitabile invece a Mittelfest, le possibili vie inedite, il rapporto suono-spazio, sono 29 i progetti artistici provenienti da 12 paesi, 14 prime assolute, tanti gli appuntamenti musicali, primo fra tutti il Vivaldi di Piovani. Ci sarà spazio in luglio anche per uno spettacolo molto atteso al teatro al Politeama Rossetti, e il Fantasma dell'Opera. Ecco qui Phantom of the Opera da tutto il mondo a Trieste per la nuova produzione del Musical Day Record. Dal 4 al 16 luglio al Politeama Rossetti l'opera di Andrew Lloyd Webber con Ramin Karimlo. Il titolo ha chiuso a Broadway dopo 35 anni. E noi ieri abbiamo realizzato con il nostro Umberto Bosazzi un servizio proprio sulla rivelazione del cast completo di questo spettacolo. Vediamo. È stato annunciato il cast completo della nuova versione di The Phantom of the Opera di Andrew Lloyd Webber, prodotta da Broadway Italia, che sarà al Politeama Rossetti dal 4 al 16 luglio. Accanto alla star assoluta Ramin Karimloo, il fantasma, e al talentuoso soprano italo-americano Amelia Millo che interpreterà Christine, il regista Federico Bellone e il team creativo hanno selezionato un gruppo di interpreti eccellenti con nomi di prestigio a livello internazionale. Primo fra tutti Bradley Jaden nei panni di Raoul, il visconte di Chagny. Un altro nome che lascerà gli appassionati senza fiato è quello scelto per il ruolo di Messier André, Earl Carpenter. Sarà un altro attore inglese di grande esperienza, Ian Mowat, per molti anni nel cast di The Phantom of the Opera a Londra, a interpretare il ruolo di Monsieur Firmin. Per i personaggi che invece nello spettacolo sono di origine italiana, Carlotta Giudicelli e Ubaldo Piangi, il team creativo ha guardato al mondo della lirica, da cui provengono rispettivamente Anna Corvino e Gianluca Pasolini, entrambi cantanti dalla significativa carriera internazionale. Dal mondo del musical italiano provengono le interpreti dei ruoli di Madame Giry e Meg Giry, che saranno rispettivamente Alice Mistroni e Zoe Nocchi. Appartengono infine al panorama del musical internazionale Matt Bond e Jeremy Rose,
Completano il cast alcuni fra i più grandi professionisti del teatro italiano: Mark Biocca, Marianna Bonansone, Martina Cenere, Nicola Ciulla, Robert Ediogu, Stefania Fratepietro, Laura Galigani, Luca Gaudiano, Jessica Lorusso, Marta Melchiorre, Antonio Orler, Margherita Toso. Questi dunque i protagonisti del cast appunto scelto per The Phantom of the Opera, che sarà in prima qui a Trieste dal 4 luglio fino al 16, quindi per questo davvero evento estivo per la nostra città, ma un po' per tutta la regione, arrivano un po' da tutto il mondo. Allora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e riprendiamo la nostra rassegna stampa subito dopo, fra poco. Allora, bentornati in diretta, riprendiamo la nostra rassegna stampa, torniamo ancora una volta sui funerali di Stato di Silvio Berlusconi, lo vediamo con le testate nazionali, qui siamo sul Corriere della Sera, terminate le esequie, la bara fa ritorno a Villa San Martino, la cremazione ad Alessandria, poi le ceneri nel mausoleo, poi vediamo qui alcuni momenti appunto del funerale, i figli insieme in piazza, grazie per il vostro affetto, le parole di Pier Silvio, i gesti e l'emozione dei 5 eredi di Berlusconi. Al termine della cerimonia il secondogenito a Mediaset incontra i dipendenti, ovvero Pier Silvio: ora torniamo a essere un'azienda viva e piena di forza. La figlia maggiore e la compagna arrivano insieme e hanno look simili nella partita della successione. Questo legame farà la differenza? È una domanda che nasce da questa foto, che è un po' la foto simbolo della giornata, e che si fanno in tanti commentatori e commentatrici anche su vari quotidiani, vedremo poi anche sul Piccolo. Marina arriva con Marta tenendola per mano e l'immagine del giorno, la primogenita e il gesto che promuove, fascina. Sembrano scene di Succession e quanto il feretro scompare nel carro funebre si chiude un pezzo di storia e si apre un nuovo capitolo di famiglia. L'omelia del vescovo Del Pini: cercava l'amore, le gioie, adesso un uomo e incontra Dio. Ci sono tante personalità al funerale, qui vediamo l'ex moglie Veronica Lario, Silvia Toffanin, Maria De Filippi, Flavio Briatore con Elisabetta Gregoraci, l'ex compagna Francesca Pascale. Andiamo ancora a vedere altre immagini e altri titoli riguardo ai funerali. L'abbraccio di Meloni alla famiglia, la Premier raccoglie il testimone, in questo caso si tratta di un testimone politico. Addio amico mio, il saluto di Confalonieri, il ruolo di zio saggio tra famiglia e azienda. Ancora le polemiche sul lutto nazionale, la Russa, contestazioni sbagliate, l'ex presidente del Senato Grasso, decisione politica, Fratelli d'Italia respinge le accuse sullo stop in Parlamento, non sarà fermo una settimana, oggi è già al lavoro. E qui ci sono anche le domande e risposte del Corriere: a chi spettano i funerali di Stato e quali sono le regole per organizzarli, ma più che sui funerali di Stato, come anche ci ha raccontato ieri il nostro direttore Luigi Baccialli, la polemica riguardava proprio il lutto nazionale. Fra poco vedremo anche il nostro servizio proprio su questa polemica politica, proprio sui funerali, non tanto sui funerali ma sul lutto nazionale. Ma ora ci colleghiamo, vedo pronto il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Chi abbiamo al telefono oggi? Buongiorno. Sì, buongiorno, vice ispettore Stefano Castanella. Buongiorno, allora qual è la situazione e quali sono le segnalazioni, se ce ne sono, per la giornata di oggi? Sì, allora, per quanto riguarda la serata trascorsa abbastanza tranquillamente, non ci sono stati interventi di rilievo. Al momento la situazione è abbastanza tranquilla, insomma andrà in corso di intensificazione il traffico ovviamente con le prossime ore. Quello che abbiamo da segnalare oggi, la cosa diciamo più rilevante della mattinata, sono le prove del giuramento degli allievi della Polizia di Stato, per cui saranno interessate le rive.
In questo momento farà un po' dalle 9 ci sarà la chiusura della via Mercato Vecchio per permettere l'ingresso e la sosta dei mezzi che trasportano poi gli allievi per il giuramento, mentre tra le ore 11 e le ore 13 verranno chiuse proprio le rive da Piazza Tommaseo a via Mercato Vecchio, e quindi magari chi deve percorrere quel tratto di strada cerchi magari di fare qualche strada alternativa già in premessa, no? Certo. Per quanto riguarda poi sempre la giornata di oggi, questa sera inizierà il divieto di sosta dove c'è l'area a pagamento sulle rive, nel tratto tra Riva 3 Novembre, la radice del Mole Audace e la riva del Mandracchio. Questo qua durerà anche ovviamente domani per tutta la durata del giuramento. Per la giornata di domani invece avviso già sin d'ora che la chiusura del tratto che ho menzionato in precedenza delle rive avverrà dalle ore 9 fino alle ore 13. Mentre ancora una cosa per la mattinata di oggi, stiamo procedendo adesso allo sgombero del parcheggio di Via Miani nella parte alta per lo spaccio del verde pubblico, quindi chi avesse magari il mezzo parcheggiato in zona magari si premunisca di andarlo a spostare quanto prima per evitare rimozioni spiacevoli. Per quanto riguarda poi ancora una cosa sul giuramento della polizia, questa mattina attenzione sulla via Damiano Chiesa, percorrerà ancora più lentamente rispetto al solito perché ci saranno sicuramente degli ingorghi dovuti allo stazionamento dei pullman e dei mezzi sempre per il trasporto degli allievi. Comunque abbiamo le pattuglie in zona sia sulle rive che in via Damiano Chiesa. Per il momento non ho altro da segnalare per la giornata odierna. Allora grazie delle informazioni, buona giornata e buon lavoro a lei e ai suoi colleghi. Grazie altrettanto. Grazie, noi andiamo avanti con la lettura dei giornali, come vi dicevo appunto siamo ancora sul Corriere della Sera e sui funerali di Berlusconi. C'è stata questa polemica sul lutto nazionale, sull'opportunità o meno, fra un attimo vedremo il servizio, ma qui vediamo il titolo: Forza Italia, i rischi del congresso, chiusa la prima fase, quella del lutto e della sua elaborazione umana. Ora arriva il momento più difficile, organizzare il futuro, e Forza Italia al momento sembra avere una sola strada: andare avanti nell'unità e reggere almeno fino alle europee, poi si vedrà anche in base ai risultati. Allora rivediamo insieme il nostro servizio con alcune voci tra favorevoli e contrari alla proclamazione del lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi. Contrarietà alle decisioni di indire il lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi è stata espressa da molti esponenti politici del centro-sinistra in regione. Una nota è stata diffusa da Alleanza Verdi Sinistra, Rifondazione, Open FVG, Possibile, Sinistra Italiana, Europa Verde, mentre varie dichiarazioni sull'inopportunità del lutto nazionale sono arrivate da esponenti del Partito Democratico. Io non ho nulla da dire sui funerali di Stato, mi pare siano dovuti. Sul lutto nazionale invece credo che lo si proclami o in presenza di una tragedia che suscita un'emozione collettiva, può essere una disgrazia importante, può essere un attentato, penso a Falcone, a Borsellino, peraltro non fu proclamato, oppure lo si dedica ad un padre della patria. Onestamente mi pare difficile, pur considerandolo una figura estremamente importante, definire un padre della patria Berlusconi. Nel 2011 aveva portato l'Italia sull'orlo della bancarotta, in questa regione fu uno dei più feroci avversari nella vicenda di Eluana Englaro. Basterebbero questi due fatti, io penso, per dimostrare che non era appunto questa figura di statista che potrebbe giustificare un lutto nazionale. Intanto la conferenza dei capigruppo ha deciso oggi che il Consiglio regionale osserverà un minuto di silenzio in apertura della giornata del 22 giugno per commemorare Silvio Berlusconi. Alle perplessità espresse dai capigruppo PD e Patto Civica FVG, Moretti e Moretuzzo, il presidente dell'Aula Bordini e l'assessore Roberti hanno risposto ricordando che tale prassi di adesione alla giornata di lutto nazionale è stata adottata anche lo scorso 13 gennaio per ricordare il presidente
Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. E sulle polemiche interviene anche il consigliere di Forza Italia Lo Bianco. Era una giornata significativa dal punto di vista storico della nostra nazione, perché è un grande leader che è stato 4 volte Presidente del Consiglio, che ha segnato la storia della nostra nazione e ci ha lasciati, e quindi non comprendo onestamente queste polemiche che in un momento anche di pietas umana dovrebbero essere evitate, insomma. Allora, ancora sul Cavaliere, il testamento del Cavaliere e il destino delle grandi quotate. Questo è un altro dei titoli che analizza appunto il futuro delle aziende, lo troviamo sempre sul Corriere della Sera. E poi sempre nelle pagine dell'addio a Berlusconi, abuso d'ufficio e intercettazioni, la riforma al via tra le polemiche. Oggi in Consiglio dei Ministri il testo dedicato all'ex premier, il guardasigilli Nordio, più garanzie per chi indagato, la ANM, abrogazione ingiustificabile, l'allarme dell'ordine dei giornalisti. Questo si sta preparando appunto all'indomani proprio dei funerali di Silvio Berlusconi. Approda oggi al Consiglio dei Ministri il disegno di legge sulla giustizia del ministro Carlo Nordio, dall'obiettivo dichiarato di prevedere più garanzie per chi è indagato. Allora, torniamo invece a leggere Il Piccolo, cambiamo ancora argomento. Nei giorni scorsi Il Piccolo ci ha proposto questo dibattito sulle auto, sui parcheggi mancanti in città per tutta la presenza turistica che stiamo vedendo in questi giorni. Hub per le auto dei turisti a Ronchi, politica divisa fra cauti e ottimisti. Di Piazza Frena, come fermarsi a Bergamo per Milano, dice, ma da destra a sinistra c'è pure chi dice sì. È un tema che insomma fa discutere. Il presidente di TTP dice asse strategico, l'assessore regionale Amirante un valore aggiunto, l'assessore Bini invece tema tecnico. Iniziamo piuttosto a sfruttare di più e meglio gli impianti che ci sono, dice il responsabile di Saba Italia Borghetto, che boccia l'opzione aeroporto troppo distante, servono banner che indicano dove c'è posto. Questo dice il responsabile appunto dei parcheggi a pagamento. Allora, poi ancora invece c'è sul Piccolo un'analisi di quello che è l'assessorato, di quelle che sono le priorità dell'assessorato alle politiche sociali del comune. Spesa, disabilità e migranti tra le priorità di Tognolli. Primo bilancio dei 2 mesi del neoassessore al welfare, il caso Fondazione Colonna di Stigliano. Viene analizzato, il focus è di Massimo Greco oggi sul Piccolo. Riaperto domani invece Villa Revoltella, parco chiuso per un guasto alle toilette, quindi lavori urgenti. È stato chiuso ieri e riaprirà domani il parco di Villa Revoltella in via dei Marchesetti. Un problema ai pozzetti evidentemente faceva riaffiorare un'importante quantità d'acqua. Per intervenire e procedere con le dovute manutenzioni in tempi celeri, facendo entrare nel parco anche mezzi specializzati, è stata costretta l'amministrazione a chiudere appunto il parco. Di un altro Revoltella invece si parla del museo, con la polemica innescata l'altro giorno dalle opposizioni che hanno chiesto di convocare il curatorio del museo Revoltella. Ieri ai nostri microfoni ha risposto l'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi. Sentiamolo. Noi abbiamo bisogno oggi di una squadra, perché siamo un'azienda, che è l'azienda del comune, che deve essere organizzata in maniera diversa. Quindi il curatorio non è lì per dettare delle regole, per dettare delle rivoluzioni, dei cambiamenti. Il curatorio deve avere un ruolo, va bene, di apporto, di suggerimento, ma se cominciamo a far politica all'interno del curatorio abbiamo finito. L'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi non si scompone più di tanto rispetto alla richiesta di riunire il curatorio del museo Revoltella, la cui composizione fra l'altro non sarebbe completata da un punto di vista burocratico. Sia come sia, rispondendo risolutamente ma senza voler polemizzare più che tanto, Rossi ha inteso anche evidenziare quella che a suo dire l'obsolescenza del curatorio stesso. Indubbiamente è un regolamento obsoleto
che non risponde più né a quelle che sono le decisioni strategiche, nuove, innovative, e né tantomeno a quelli che sono anche poi l'organizzazione interna del comune. Rossi, rispondendo alle polemiche, ha però ribadito perlomeno un paio di concetti. Primo, dati alla mano, la gestione attuale del Museo Revoltella si sta rivelando vincente. La formula pertanto non si tocca. Il Revoltella si porta a casa 70.000 visitatori nel 2019, prima della pandemia, e 98.000 visitatori nel 2022. Secondo, va ridimensionato chi afferma che la politica delle mostre del Revoltella non privilegerebbe la collezione del museo. Oltre a queste, quindi Miro, adesso i macchiaioli indietro, e poi ancora abbiamo fatto i monelli impressionisti, abbiamo aggiunto negli ultimi 5 anni 12 mostre interne, cioè fatte con il materiale che abbiamo lì, portato fuori, c'è l'ultima bellissima, quella delle mostre, delle sculture da Canova in poi. No? Terzo, il museo non acquisisce nuove opere stante la situazione economica contingente, sarebbe impopolare procedervi, il museo però ha, come dire, acquistato in fiducia. La politica degli acquisti in questo momento non si può fare, è una bella politica perché certamente devi arricchire la cosa. Noi siamo però arricchiti da che cosa? Da un cambiamento che è stato fatto negli ultimi 2 o 3 anni da parte dei privati che hanno fatto delle donazioni. Questo significa che la gente comincia a fidarsi dell'amministrazione, cosa che in passato aveva qualche remora a fidarsi. Allora, torniamo ancora alle cronache nazionali. Sta tenendo con il fiato sospeso la storia di Cata, della piccola Cata, il video di Cata che ritorna in cortile, la mamma: penso che lei sia viva. A Firenze la pista del racket degli affitti nell'hotel occupato, il padre scarcerato e sentito dai PM, quindi la piccola Emilia Cataleya Cata Alvarez, 5 anni, è scomparsa sabato a Firenze. L'ultima volta è stata vista nel cortile dell'ex hotel occupato dove vive. Ancora violenze in questura a Verona, le prime ammissioni. Troviamo tutto questo sempre sul Corriere della Sera, dove si trova anche un'altra terribile notizia di cronaca, l'abbiamo visto nelle prime pagine di alcuni quotidiani. Scontro con la Smart, muore un bambino sul SUV, 5 youtuber che giravano un video. Roma, la vittima ha 5 anni, gravi mamma e sorellina, quindi la mamma lo aveva appena ripreso dall'asilo insieme con la sorellina minore. Manuel Proietti, di soli 5 anni, sedeva sul seggiolino di sicurezza accanto alla madre di 29, mentre l'altra bimba era dietro sulla Smart a 4 porte che percorreva via di Macchia Saponara, Casal Palocco, quartiere residenziale fra Roma e Ostia. All'improvviso la City Car è stata travolta da un SUV Lamborghini azzurro lanciato a tutta velocità sulla corsia opposta. Un urto micidiale. Il piccolo Manuel è morto poco dopo al pronto soccorso dell'ospedale Grassi, dove è stato trasportato in ambulanza. I 5 ragazzi sul SUV, preso a noleggio in un autosalone di vetture di lusso in via del Torraccio di Torrenova, dalla parte opposta della capitale, sono stati fermati dai vigili urbani. A tutti sono stati sequestrati i telefonini con i video. Da 2 giorni si aggiravano per il quartiere filmandosi per le strade sullo stesso veicolo. Il papà di Manuel, accorso a piedi sul luogo dell'incidente, ha tentato di aggredire il conducente della Lamborghini ed è stato bloccato dalle persone presenti. Davvero una tragedia, poi per i motivi, insomma, di girare dei video evidentemente anche alquanto pericolosi. Sempre sul Corriere della Sera, la sfida contro le malattie, scoprire i segreti del sistema immunitario, parla lo scienziato e divulgatore Alberto Mantovani. Funziona come un'orchestra, ora dobbiamo decifrarne tutto il repertorio. Questa è l'immagine suggestiva di questo intervento che l'immunologo Alberto Mantovani terrà oggi alla Milanesiana, la kermesse ideata e diretta da Elisabetta
Nicoletta Sgarbi. L'incontro si tiene alle 21 a Milano. Allora andiamo a vedere ora ancora sul piccolo invece un pezzo di storia della nostra città attraverso le farmacie, le origini asburgiche o gli unguenti antichi, le storie delle farmacie celate nei loro nomi fra passato e presente. All'Aquila Imperiale la prima ad aprire nel 1630, ai Gemelli è una dedica della vecchia proprietà ai nipotini. E i documenti spiegano che ai Due Mori tra 700 e 800 era una spezieria gestita da 2 etiopi e all'Orso Nero deve la denominazione a un'erba con cui venivano realizzati preparati nell'800. La comunale al Cedro verso la risistemazione con €500.000 si fa un restyling. Questo l'interessante articolo, il focus di Nicole Brusaferro oggi sul piccolo. Ancora magliette, gadget, video e foto d'epoca. Al Maggiore si promuove il dono del sangue, la giornata mondiale dei volontari celebrata al centro trasfusionale. I giovani più sensibili delle generazioni di mezzo, hanno detto i medici responsabili di questo importante settore, insomma, della sanità, della SUGI. Qui vediamo un filmato degli anni 60 in cui vengono mostrate le donazioni di sangue all'epoca a Trieste, fotografie sulla storia del locale centro trasfusionale, magliette e gadget dell'associazione Donatori di Sangue, così che l'Università di Trieste e il Centro Nazionale Sangue hanno voluto festeggiare ieri, proprio all'interno del centro trasfusionale del Maggiore, la giornata mondiale del donatore di sangue, istituita nel 2005 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si celebra in tutto il mondo proprio il 14 giugno. Andiamo ancora sul piccolo, ma nelle pagine della Regione, per parlare invece del mondo del lavoro. 11.000 richieste di assunzioni in Friuli Venezia Giulia, la metà non si trova. Tra le figure più ricercate operai farmacisti e ingegneri, ma c'è anche forte domanda di esperti nel digitale. Indagine Excelsior Union Camere a giugno. Questo è il quadro, insomma, dei profili che vengono più ricercati. Tra questi profili ci sono sicuramente anche quelli degli addetti ai locali pubblici, come abbiamo testimoniato con un servizio ieri che parlava del grande boom di turismo nella nostra città, e siamo andati a sentire con il nostro Gianluca Paladina anche alcuni gestori proprio di locali. Unico neo era proprio il problema della mancanza di personale. Sentiamo. Da anno in anno cresce sempre di più il turismo, difatti quest'inverno che si pensa più calma, ma invece il turismo è andato avanti, anche quest'inverno veniva gente da oltreconfine, c'era molto più movimento, ecco. Sì. Grande soddisfazione per chi lavora ogni giorno e accoglie sempre una folta clientela. Il boom turistico che sta vivendo Trieste si nota come alberghi pieni, visitatori di varie nazionalità in giro per Trieste alla scoperta della città, o per visitare le mostre, o semplicemente per un caffè, una fetta di torta, e qui la Sacher ci ha messo del suo, o per pranzare e fare aperitivo in una delle piazze più famose d'Italia. In questo senso anche la presenza di navi da crociera fa la sua parte. Prima posizione è questa, dopo San Giusto, e fanno tutto il giro qua in Città Vecchia. Comunque tanti turisti, sì, le barche sono più piene dell'altro anno, più consistenti di persone. Turisti italiani, tedeschi, austriaci, ma anche spagnoli, inglesi e americani. In tanti scelgono Trieste come meta di vacanze o come punto di passaggio. Avevamo anche, per dire, i coreani anni indietro, prima del Covid, che adesso non ci sono più, però tanti austriaci. E i turisti sono informati, chiedono una cosa come il K&B per esempio, o non sanno cosa sia? Ma poca gente sa. Comunque proponiamo al nostro turista il K&B, oppure il marocchino con la cioccolata liquida, con la cioccolata in polvere, okay. E vedono, se porti un caffè così fuori, lo vedono e vogliono tutti quello. Sì, porti uno, basta, sei finito, devi fare 100 altri. C'è invece un rovescio della medaglia in tutto questo? Quali sono le difficoltà del settore? Ma le difficoltà è il personale che non si trova, questa è la difficoltà principale, non c'è gente per lavorare.
lavorare, vengono, lavorano una settimana, 2 e dopo scappano perché non hanno lo sprint per lavorare, ma anche i nostri giovani. Si perde tempo e non si conclude niente, ecco. Allora, queste le parole di uno dei gestori appunto dei locali del centro su questo grande boom di turismo nella nostra città. Ci spostiamo per un attimo a Monfalcone, sempre nelle pagine del piccolo locale appunto di Monfalcone, per parlare di un altro locale storico a livello appunto monfalconese. La Nova Gisella dopo 32 anni cambia gestione e passa ai cinesi, anche questo è un segno dei tempi. La titolare Grazia Miniussi se ne va in pensione, cede il timone ai gestori del ristorante giapponese di Via Boito, che evidentemente proprio gestori che evidentemente sono in realtà cinesi, e qui vediamo la foto del locale proprio alle porte di Monfalcone. Allora andiamo a vedere, c'è anche la storia, la curiosità. Quando i Gypsy Kings dovettero pagare prima, sono passati i calciatori politici e pure i Gypsy Kings. Se la maggior parte della clientela della Nova Gisella è costituita da pendolari in transito, essendo appunto alle porte della città di Monfalcone, ci sono stati anche ospiti illustri, insomma viene raccontato anche questo all'interno di questi articoli. E poi la curiosità che abbiamo visto in prima pagina: si presentano in 46 per un solo posto fisso di necroforo comunale, successo a Monfalcone, 7 già esclusi per carenza dei requisiti sul titolo di studio o esperienza, 13 invece devono presentare la ricevuta. Allora, torniamo invece sull'edizione di Trieste per parlare invece di Duino, del comune di Duino Urisina. Medico di base in pensione a Duino, residenti preoccupati, cittadini in apprensione per il possibile spostamento dell'ambulatorio con l'arrivo del successore. Il sindaco Gabrovez: il comune può fare poco in questi casi, dice. A fine mese la dottoressa Posarelli lascerà l'incarico e c'è come si può immaginare, insomma, una certa apprensione tra tutti i pazienti. Si profila quindi un nuovo caso di carenza di assistenza sanitaria sul Carso triestino. A fine mese infatti andrà in quiescenza la dottoressa Maria Carmela Posarelli, da anni titolare dell'ambulatorio medico situato a Duino, a pochi passi dall'ufficio postale, e la notizia comunicata dall'azienda sanitaria Asugi a tutti gli assistiti ha immediatamente suscitato notevole preoccupazione nella frazione del comune di Duino Aurisina. Si parla anche di Muggia, in mare per tutta la stagione piattaforme galleggianti per i bagnanti a Muggia. Installate nella mattinata di ieri le piattaforme galleggianti azzurre, presenti anche nel passato, tranne che per le estati in cui c'era l'emergenza Covid, nello specchio acqueo antistante la parte terminale di Lungomare Venezia, che fin da subito sono state utilizzate da diversi bagnanti, soprattutto bambini e ragazzi, per tuffarsi o prendere il sole. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Fra poco avremo ospite in studio Sergio Persoglia della segreteria del Partito Democratico. Ci collegheremo anche in esterna con il nostro Umberto Bosazzi per parlare del mestiere del panettiere, del pasticcere, e lo faremo andando appunto in una pasticceria di Roiano. Fra pochissimo. Bentornati in diretta Sveglia Trieste, diamo subito il buongiorno a Sergio Persoglia della segreteria del Partito Democratico. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie a lei per l'invito. Ben arrivato qui da noi. Allora, con Sergio Persoglia dialogheremo, come vi dicevo prima, avremo anche collegamenti esterni con il nostro Umberto Bosazzi, fra poco appunto con le telecamere andremo in quel di Roiano a vedere insomma come si fa il pane, come si fanno i dolci, quindi anche questa insomma una curiosità, lo vedremo fra poco. Intanto volevo chiederle, così leggendo i giornali oggi è un po' tutto dedicato naturalmente ai funerali di Silvio Berlusconi, c'è anche una mail abbastanza significativa di quello che può essere il sentimento di più di qualcuno, diciamo così, da parte del signor Alberto, che ci scrive: buongiorno, Ei Fu, siccome è morto non ne parliamo più, onore all'uomo per quanto ha fatto, ma
ma il troppo stroppia, bisogna andare avanti, Sì, buon sì. lavoro. Condivide un po' questa No, certo, questo atteggiamento? difatti al di là delle polemiche, no, che ci sono state Certo. essenzialmente sul lutto più che sui funerali. Sul lutto, esatto, no, Sì, nazionale. vabbè, questo è stato, no? è stato, sì. Il mio pensiero è che in qualche maniera tutti noi, perlomeno quelli della mia età, no? Si sono fatti un'idea di cos'era Berlusconi. Berlusconi naturalmente con luci e con ombre, no? Per cui essenzialmente quando si dovrà dare un giudizio o storico sul politico, naturalmente conterà il giudizio appunto degli storici o di chi studia i movimenti politici. Cosa è stato Berlusconi? Ognuno ha un pezzo di Berlusconi nella sua mente. A me per esempio Berlusconi dava l'opportunità, allora piccola premessa, io ho lavorato, adesso sono pensionato, ma ho lavorato tutta la vita in un ente di ricerca e avevo la fortuna in quanto tale di essere in network europei, quindi di viaggiare abbastanza ed essermi fatto molti amici in giro per l'Europa. Un po' in giro per l'Europa. Per me Berlusconi è il fatto che ogni volta incontravo le persone mi chiedevano di Berlusconi, no? Non delle mie ricerche, no? Dicevano, ma com'è possibile che? Ma come diavolo fate voi italiani? Ma qua, ma là? Dopo 10 minuti che tutti insieme si scherzava su Berlusconi e io spiegavo che in realtà Berlusconi era un unicum, no? Ma insomma la politica italiana, l'Italia era solo in parte Berlusconi, alla fine si riusciva finalmente a parlare di cose serie. Però questo discorso della macchietta Berlusconi mi ha perseguitato per 15 anni. Dovevo rispondere magari certe volte ridendo a quello che mi veniva chiesto sul bunga bunga eccetera, ogni tanto dire vabbè ma insomma Berlusconi non è solo questo evidentemente, no? Si trovava quasi a difenderlo in qualche modo, insomma, per difendere gli italiani, ecco, su la certe politica cose era italiana. facile difenderlo, su altre cose era difficile difenderlo, ma in buona sostanza diciamo io mi sono fatto l'idea che l'immagine di Berlusconi e mi sembra di capire che adesso leggendo i giornali dell'estero, no? Il giudizio sia più completo. Ecco, questi 2 giorni, almeno dal mio punto di vista, sono serviti molto per santificarlo e va bene. Da oggi in poi ognuno ricorderà e chi è del mestiere farà anche un'analisi più attenta. La parte di Berlusconi insomma, che può ricordare. Allora, intanto noi andiamo a collegarci con Umberto Bosazzi, con un ospite ben noto in città. Allora, a te la linea Umberto, buongiorno a te e al tuo ospite. Buongiorno Laura, buongiorno al tuo ospite, buongiorno ai telespettatori. Noi siamo in compagnia di Eddie Herman, che è che è un nome che a Trieste significa panificazione, significa fornaio anche. Qual è l'esatto termine? Ma io preferisco fornaio, poi di solito un termine un po' più elegante è panificatore, però io dico che siamo prima di tutto fornai. A che ora inizia il lavoro dei panificatori, dei fornai? Perché il vostro lavoro è uno dei tanti lavori, dei tanti mestieri, delle tante arti, se vogliamo, anche che vengono date un pochettino per scontate, no? Cioè si sa che ci siete, però forse, ed è anche un po' lo spunto di questo primo collegamento, volevamo un po' raccontare appunto come si svolge il vostro lavoro, soprattutto appunto da quando cominciate. Ma vede, questo tipo di lavoro per essere fatto bene ha bisogno di un ingrediente unico che è il tempo, non può essere fatto in fretta, servono tempi lunghi, serve molta attenzione naturalmente, e per avere del pane fresco alla mattina alle 7:30 quando si apre bottega, diciamo così, ovviamente bisogna cominciare presto. Noi cominciamo intorno all'1 alle 2 di notte, poi ovviamente a scaglioni, perché chi viene a fare i primi impasti viene a quell'ora, poi magari altre 2 o 3 persone che aiutano arrivano un po' più tardi. Quindi... Da che cosa si incomincia? Come sempre si comincia dalla farina, ma in realtà si comincia prima ancora, almeno noi cominciamo prima ancora da quello che si chiama normalmente lievito naturale, che è la pasta madre. Allora se dovessi dire da dove comincia la nostra, direi che è cominciata 80 anni fa, perché è sempre la stessa che però giornalmente viene rinfrescata. Quindi
Diciamo che il rinfresco del pane di oggi è cominciato ieri mattina alle 7 utilizzando la vecchia pasta madre. Su questo rinfresco alla notte si comincia a lavorare, acqua, farina, sale, lievito, questa è la base di tutti i pani. E poi ci sono dei pani conditi all'olio d'oliva, alle olive e altre cose, ma la base rimane questa. Poi dopo noi andremo anche un pochettino nel laboratorio per vedere poi anche come si lavora. C'è un concetto da ribadire, no? Che ci sono appunto i fornai, ci sono i panificatori che, come posso dire, fanno il pane fresco, cioè dal laboratorio direttamente sul banco, direttamente in vetrina. Sì, diciamo che il pane del fornaio artigianale non fa chilometri di strada, non viaggia su camion. Può viaggiare, come nel nostro caso, per esempio abbiamo 3 punti vendita, è chiaro che dal punto in cui viene prodotto poi magari si sposta dell'altro, ma parliamo dell'ambito cittadino, quindi i 10 minuti di trasporto che non sono certo quelli di prodotti alimentari che fanno 700-800 chilometri. Tra l'altro noi siamo anche in un momento in cui ci sono delle iniziative che riguardano proprio il concetto del pane fresco, no? Ma guardi, si sta andando sempre più verso un concetto che è di naturalità e salutistico e soprattutto anche di corrette informazioni alimentari. La stessa LILT, che è l'organizzazione pubblica grossa per la prevenzione dei tumori, ha identificato nel pane fresco e poi in un altro prodotto che è l'olio di oliva extravergine che noi utilizziamo in pizze, focacce del pane, 2 prodotti essenziali per una corretta alimentazione. Allora facciamo così, noi andiamo tra un po', Laura, andiamo in laboratorio, così continuiamo il nostro discorso parlando anche appunto di come poi il mestiere, l'arte della panificazione nel corso degli anni è andata mutando e di come per certi aspetti è andata cambiando anche il concetto stesso di, può essere il termine di panetteria, Ma diciamo che si è evoluta, nel senso che si è partiti negli anni 50, nel dopoguerra, facendo solo 2 o 3 tipi di pane. Oggi le varietà di pane che uno trova in panificio sono anche una quarantina o anche di più, anche se i consumi si sono ridotti di molto, questo senz'altro. Però a questi si è affiancato un importante lavoro di pasticceria fresca, di pasticceria da forno come i biscotti lievitati e direi anche di pizze e focacce. Ultima evoluzione di questi anni, la colazione in panificio con un caffè e magari una brioche appena sfornata. O un Krafen, che questo è... a me sono particolarmente ghiotto. Allora Laura, ti ricevo la linea, intanto noi ci spostiamo e poi ci sentiamo tra un po'. Allora, non ha raccolto, ma glielo faremo raccogliere dopo, l'invito insomma a portarci qualcosa, perché insomma ci è già venuta l'acquolina in bocca. Allora, grazie, grazie Umberto, grazie a Edi Erian e ci ricolleghiamo fra poco e noi continuiamo quindi a dialogare anche prendendo spunto un po' da quello che diceva il panificatore, perché ha parlato molto anche di chilometro zero, no? Quindi di rispetto dell'ambiente anche in una di quelle che sono le attività umane, no? Quindi... Peccato che non ho potuto salutarlo perché è un mio vecchissimo amico. Ah, ok, quindi magari fra poco lo facciamo, perché adesso dobbiamo dare il tempo tecnico di spostarsi alla nostra troupe all'interno del laboratorio, però poi ci sarà sicuramente modo di salutarlo. No, ma ha ragione, cioè voglio dire, questo mi ha dato 2 spunti, se posso fare 2 commenti. Prego, sì. Una cosa molto interessante è che il lavoro del fornaio comincia molto prima, no? Comincia anni prima, con il lievito madre. Con il lievito madre, è vero, infatti. Una cosa analoga, per fare un parallelismo, mi è capitata lo scorso anno, perché nel corso appunto di uno dei convegni che facciamo abitualmente a Venezia sui temi dell'ambiente, abbiamo visitato una vetreria, no? Una vetreria. Quando uno va a vedere cosa viene fatto con il vetro di Murano rimane, no? Ecco, però il lavoro non comincia dall'artigiano che fa il pezzo, ma comincia nelle prime ore della notte, quando un operaio, e ce ne sono pochi che sanno fare questo, va a preparare l'impasto. E dall'impasto, che deve avere la giusta temperatura, il giusto colore, nasce la base, no? E questo io credo che sia molto
sia analogo a quello che succede in tantissimi altri mestieri. Ecco, il mio mestiere è stato quello di lavorare in un campo scientifico, no? In un ente, certo. Ecco, anche nella scienza ci sono naturalmente gli scienziati, no? Quei pochissimi che riescono per cervello, intuizione, doti personali a essere conosciuti come scienziati, ma dietro ci sono quelli come me, gli operai della scienza, che fanno un lavoro che comincia, che spesso non è visto e che piano piano, no, riescono a dar forma a un qualcosa. Contribuisce poi al risultato finale, sì, no? Assolutamente. Il campo ambientale, che poi è quello di cui io mi sono occupato praticamente sì, si è occupato sempre. molto di ambiente, no? Sì, Tutta mi la sono vita. occupato di ambiente in una maniera molto strana, se ne ha piacere glielo racconto, sì, prego, perché i miei ultimi 15 anni io mi sono occupato di riscaldamento globale. In realtà non di riscaldamento globale, ma di uno dei metodi per cercare di contrastare le emissioni in atmosfera di CO2. Di CO2, no? quindi che è Questo il principale responsabile, no? Sì, beh, ormai diciamo, insomma, lo sappiamo ormai. Solamente qualcuno della destra che non può più negarlo, e l'ho visto in una delle vostre televisioni, no? Sì. In una delle vostre trasmissioni, dice sì, c'è il riscaldamento, ma insomma non tutti sono d'accordo. È vero, ci sono 3 persone al mondo che non sono d'accordo. Uno disgraziatamente era il presidente degli Stati Uniti, Trump. Ce n'è qualcun altro, non so il nostro sindaco, ma immagino che anche lui possa avere dei dubbi. Vabbè, ma insomma questo è un argomento ormai superato, no? Superato, ecco. Va bene. E anche per quanto riguarda il riscaldamento globale c'è il problema di cosa farne, no? Io lavoravo in un ente che si occupa di geofisica, cioè di studio della crosta, e quindi si immaginava che chi si occupa di questo non potesse contribuire, no? Uno dice come si fa? Rinnovabili, come allora se pannelli solari, eccetera, no? Ecco. E invece no, perché in realtà il problema qual è? Che per non buttare la CO2 in atmosfera bisogna, uno, non produrla, se possibile, con le rinnovabili. Ecco, però ci sono delle attività che comunque la producono, per esempio per fare il cemento, per fare l'acciaio. È imprescindibile, insomma. Che si fa di questa? Ecco, non la si vuole buttare in atmosfera, non la si può buttare negli oceani, perché la CO2 acidifica gli oceani e ha un impatto sulla catena alimentare. L'unico modo è di metterla nell'unico altro posto, cioè sottoterra. Sottoterra. Esattamente da dove vengono gli idrocarburi che vengono bruciati per fare la CO2. Ecco, un ritorno, quello per me è stato, diciamo, un pochino una svolta, perché dopo essermi occupato di tante cose interessanti, ho capito che anche un ente che apparentemente non ha attinenza con questo poteva contribuire a qualcosa di utile. Ecco. L'ambiente è questo, nel senso che 2 cose. Sono tanti modi per approcciare le tematiche ambientali, è un modo che secondo me è fondamentale per voi giornalisti, se posso permettermi di dare un parere, ed essere molto scettici, perché dato che protezione dell'ambiente, riscaldamento globale sono diventate delle parole magiche, no? Che tutti hanno nelle orecchie, è vero, è molto facile che ci siano dei racconti che si basano su questi e che sono totalmente destituiti da ogni fondamento. Abbiamo a Trieste un esempio lampante che si chiama Ovovia. Ovovia. Poi se le interessa le racconterò qualcosa. Torneremo sicuramente. Ma questo è proprio uno di quei casi in cui le parole magiche servono per giustificare qualcosa di ingiustificabile. Perché si parla proprio di rispetto dell'ambiente, di scarse emissioni di CO2. Sì, tutte frottole. Tutte frottole. Ecco, ne parliamo sicuramente fra poco. Ho visto che nel collegamento c'era anche il nostro Umberto Bosazzi, non so se è già pronto per questo collegamento all'interno del laboratorio, però volevo anche darvi conto di una notizia che forse non abbiamo fatto tempo prima ad approfondire a sufficienza, invece del mondo del lavoro, no? Si parla spesso della mancanza di manodopera, anche probabilmente in attività come quelle del panificatore che abbiamo appena visto. Oggi sul Piccolo c'è un articolo che recita 11.000 richieste di assunzione in Friuli Venezia Giulia, la metà non si trova, tra le figure più ricercate operai, farmacisti, ingegneri, ma c'è anche una forte domanda di esperti nel digitale. C'è, no, questa, anche qui forse una narrazione in questo periodo, no? Si dice ma come? Ci sono tanti giovani a spasso e però alcuni profili professionali non si trovano, alcuni posti non vengono occupati. Io posso fare un esempio personale? Personale addirittura. Ecco, molto semplice. Io ho una figlia, la quale ha studiato per chef,
ha fatto anche delle scuole abbastanza prestigiose, l'Università di Sapori, ecco, la quale ha cercato di cominciare la carriera a Trieste anni fa e dopo un anno ha deciso che non era proprio il caso, perché non le pagavano gli straordinari, le davano dei contratti a chiamata, senza minimo garantito, la chiamavano con i voucher, si è stufata, ha detto vado in Inghilterra, è andata in Inghilterra le danno un contratto regolare, quando non le pagano gli straordinari può permettersi di mandare tutto quel bel paese e trovare per le competenze che ha un altro posto. Lavoro. E io ho cercato di convincerla a ritornare in Italia. Stavo quasi per convincerla quando ha letto la notizia del decreto lavoro della Meloni, ecco, e quindi ha deciso in cui invece... sembra che di nuovo si apra la strada per... quindi il vero problema secondo me è che per trovare delle persone occorre dare una sicurezza di continuità e poi bisogna aumentare gli stipendi. È abbastanza facile salari, non trovare lavoro quando si cercano persone qualificate o ingegneri e poi si dice ti pagheremo 2/3 di quello che potresti trovare in qualunque momento in altri posti. Questo è il motivo per cui la gente se ne va. Andarsene è sempre un problema. Allora, abbiamo anche una telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Pronto? No? Mi sentite? Non molto bene, molto da lontano. Adesso sì, però adesso. Abbastanza, dai, proviamoci. Allora, buongiorno alla redazione, al suo gentile ospite. In realtà c'è un fischio, non so se lei ha il televisore acceso, al volume alto del televisore. Ho chiuso il televisore, un difetto nostro, non è un difetto. Perché non riusciamo a sentirla molto bene, non so, un effetto... Guardi, io sono in condizioni ottimali per non creare nessun disturbo. Sicuramente una cosa tecnica vostra. No, non riusciamo a sentirla, vediamo se riusciamo in qualche modo a riparare questa situazione, ma nel frattempo andiamo con le immagini proprio da Umberto Bosazzi, perché stiamo vedendo che siamo in piena opera creativa, mi pare di capire. Umberto, è così? Sì, siamo difatti dentro il laboratorio del panificio. Adesso vedete che si stanno preparando dei bignè, anche qua sono prodotti artigianali realizzati, come si dice, sul momento. Ecco. Sì, sul posto e sul momento, sì. La nostra come azienda, ma in generale dei fornai nostri triestini, è proprio quella di non utilizzare prodotti preparati prima, quindi solo da riempire o da farcire, ma di fare tutto quanto il processo di produzione. Qui la nostra collaboratrice sta facendo i bignè che tra un po' andranno in forno, e questo viene un lavoro che qui da noi viene fatto 2 o 3 volte alla settimana, in modo da avere sempre un prodotto fresco. I Krafen sono già stati fatti. I Krafen sono rigorosamente giornalieri, e quello così deve essere, perché un prodotto fritto non può sicuramente superare la giornata. Posso chiedere solo una cosa? Chiedo scusa, non vorrei disturbare, ma qual è il dolce più difficile, diciamo così, da preparare, più complicato? Interessante per me. Può essere solo una torta ordinata a caso, è strano, sì, altrimenti non c'è niente difficile, veramente. Grazie. Allora, un'altra caratteristica che abbiamo notato un pochettino osservando qui è che c'è gente giovane che lavora. Guardi, questo è un grande problema e una grande speranza. Nel senso che noi oggi fatichiamo in modo terribile a trovare del personale per fare questi mestieri, perché io dico anche ingiustamente passa per un mestiere, se non povero, ma comunque faticoso, cioè quelle cose che si fanno perché non si trova altro. Ed è invece entusiasmante vedere che ci sono delle persone come questi che abbiamo la fortuna di avere qui, questi ragazzi, perché sono ancora ragazzi insomma, che invece hanno una grande passione e trovano grandi soddisfazioni nel fare questo lavoro, che significa che c'è un futuro davanti. Sarebbe bene che la gente lo capisse un po' meglio quando pensa che il futuro è ad affidare totalmente al computer o alla rete web, cosa sicuramente utile e interessante,
Ma sa, io dico sempre, se si vuole mandare radicchio qualcuno lo deve anche piantare. Sì, effettivamente. Umberto. Ancora una domanda, poi magari ci spostiamo. Sì. Volevo chiederti, siccome c'è ospite in studio Sergio Persoglia, che voleva salutare, dice di essere amico appunto del tuo ospite di Edi Erian. Non so se puoi riportargli insomma i suoi saluti e qui presenti in studio. Ok, allora il nostro ospite è Sandro Persoglia, che è suo amico, e la manda a salutare. Sì, molto. Ciao Sandro, buongiorno. Sergio. È un piacere sempre sentirti. Ok, perfetto. Allora ci siamo salutati. Invece... Solo una cosa, sì, Laura. Prego. Sì, prima di spostarci dall'altra parte, prima anche della pubblicità, una domanda un po' di rito, poi ce n'è un'altra che le farò dopo. Risentite delle questioni che riguardano il caro prezzi, eccetera? Terribilmente, è stato un periodo negli ultimi 2 anni terribile. Bollette elettriche che sono aumentate anche di 4 volte tanto, con un'incidenza sui fatturati che prima era stimabile intorno a un 3%, che è passata al 12%. Ma non è solo questo, il problema è che anche tutte le materie prime sono cresciute in modo anomalo. Sul burro, per esempio, abbiamo registrato degli aumenti di oltre il 100%, le farine sono aumentate, un po' tutta la materia prima è aumentata. E se devo dirlo magari un po' sottovoce, ma è la verità, il problema è anche che le persone che lavorano stanno soffrendo personalmente, perché gli stipendi, ma credo che questo sia abbastanza intuitivo, non sono potuti essere adeguati nella misura che sarebbe giusto. Per farlo dovremmo aumentare i prezzi in un modo tale che poi diventerebbe veramente un problema continuare a lavorare, perché anche il consumatore penso che non sia messo bene. Allora facciamo così, adesso noi vi ricediamo la linea, ci spostiamo all'interno della pasticceria del negozio, così vedremo anche un po' di vetrine e chiuderemo questo nostro primo collegamento. Mi raccomando, non mangiare troppi Krafen senza di noi, portane qualcuno anche qui, anche appunto Sergio Persoglia ne vorrebbe qualcuno quando torni. Va bene, grazie a tutti e due, okay. Spostatevi pure, fra pochissimo, noi ci avviciniamo anche alla pubblicità, ma non so, voleva commentare un pochino quello che diceva di questo mestiere così. Beh, è un gran bel mestiere. È vero, infatti. Tra l'altro, per portare il discorso più in là, questo sarà uno di quei mestieri che si salveranno dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Leggendo certe statistiche si vede che alcune delle professioni che erano ambite, per esempio, non so, avvocato, certo. Addirittura medico. Anche il giornalista, cioè in queste professioni... No, sul giornalista non credo, o meglio, i cattivi giornalisti potranno essere sostituiti dall'intelligenza artificiale, ma dal momento che l'intelligenza artificiale è anche un po' stupida, i bravi giornalisti non verranno senz'altro. Quelli bravi no, però... Quelli bravi no. Però ecco, i mestieri come questo senz'altro non sono sostituibili da robot o cose di questo tipo. È vero, infatti. Quindi e poi c'è tanta competenza, c'è tanta tradizione, insomma, antica, c'è davvero un gran rispetto per chi fa questi mestieri, ma un po' per chi fa tutti i mestieri, se lo fa in un certo modo, no? È vero. Allora, prima di andare alla pubblicità c'è una mail appena arrivata dalla signora Renata che dice: ma il profumo del pane che si sentiva un tempo quando panificavano non lo si sente più. Poi gireremo questa nota un po' nostalgica al nostro ospite in esterna, ma ora ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità, fra pochissimo. Rieccoci in diretta a Sveglia Trieste, allora sempre in compagnia di Sergio Persoglia che fa parte della segreteria del Partito Democratico di Trieste. Allora fra poco torneremo anche dal nostro Umberto Bosazzi, ma con lei volevo approfondire, ne ha accennato prima, il tema del cabinovia, dell'ovovia e i vari dati di cui parlava relativi al rispetto dell'ambiente con appunto quest'opera. Diceva prima sono delle falsità
falsità, non so, sono state dette delle falsità, sulla base di che cosa, di quali dati dice questo? Beh, naturalmente un'opera così grande comporta tutta una serie di valutazioni, no? E io non ho la competenza naturalmente per fare tutte le valutazioni. Le valutazioni sono state portate adesso ai tecnici regionali che dovranno dare un parere, naturalmente. C'è un comitato Ovovia che ha prodotto tutta una gran mole di argomentazioni e io non ho la competenza. L'unica competenza che posso mettere in campo è quella sul calcolo delle emissioni di CO2. Perché? Perché le dico cosa ho capito io, vediamo se ho capito molto. Il progetto a un certo momento si è concretizzato, no? Non si è capito come, io non ho capito come e non ho neppure capito chi vuole questa benedetta opera. No? Beh, insomma, la sta promuovendo la giunta, il sindaco? Beh, allora ho capito che la vuole il sindaco. Sì. Ecco, questo direi che è abbastanza. Poi naturalmente la giunta immagino che conti poco perché ormai siamo dappertutto nei partiti del capo e quindi immagino che sia difficile sconfessare da parte di una giunta che sostiene un sindaco quello che vuole il sindaco. Ma insomma questa è un'opinione che vale quasi zero, perché è un'opinione del tutto politica sua, del tutto personale, che non ha nulla a che fare facente parte dell'opposizione, non ha nulla a che fare, no, ma proprio lo dico a livello personale. I cittadini avevano chiesto di fare un referendum, no, per esprimere un'opinione che gli è stata negata, gli è stata negata in base a un'argomentazione che io ho trovato molto strana, sul fatto che avendo finanziamenti europei bisognava che il referendum fosse fatto a livello europeo, che mi sembra un'argomentazione un po' così. So per certo che sono stati interrogati facendo un'indagine i cittadini di Opicina se intendono utilizzare la cabinovia, hanno detto di no. Sulla cabinovia quindi verrebbe meno, dice lei, questo, non si è capito. Questa sostituzione, no, del traffico automobilistico con la cabinovia per i pendolari o comunque per chi deve andare dalla zona del Carso io personalmente non l'ho capito, ho cercato di seguire. A un certo momento però mi sono preso da ingegnere, l'ha detto anche Fermella in una delle vostre trasmissioni, no? Gli ingegneri ragionano con i numeri, cercano di capire dei numeri, ho cercato di leggermi parte di documenti prodotti e mi sono accorto di una cosa molto importante. Allora, innanzitutto la cabinovia non può essere fatta incidendo su un'area protetta. Per poter incidere su un'area protetta, che la legge italiana vieta quel tipo di costruzioni, occorre dimostrare un forte impatto sulla salute o sulla riduzione delle emissioni di CO2. Io di questo mi sono occupato negli ultimi anni, mi sono portato uno scritto per non sbagliare, perché facendo i calcoli secondo quelli che sono i criteri che io utilizzavo a livello di progetti europei, quelle che vengono dichiarate come riduzione di emissioni spostando il traffico dalle macchine alla cabinovia, ammesso che questo avvenga, si dovrebbero risparmiare un numero di tonnellate di CO2 non più emesse in atmosfera all'anno, che corrispondono, me lo sono scritto perché altrimenti sbaglio gli zeri, allo 0,00077 delle emissioni italiane, che a loro volta sono lo 0,9 di quelle mondiali. Il riscaldamento globale non è causato, il ridurlo a Trieste non porta vantaggi alla salute dei triestini, perché il problema è che il riscaldamento è globale, no? e quindi bisogna operare a livello di accordi internazionali. No? Ecco, queste emissioni non solo sono lo 0,000, cioè sono nulla, ma sono nulla anche rispetto alle emissioni di Trieste, perché rispetto alle emissioni prodotte nel comune di Trieste da documenti del comune, quelle risparmiate sarebbero lo 0,35%, cioè meno un terzo dell'1%, e il comune dichiara di voler fare anche tutta una serie di altri interventi. Uno di questi interventi, visto l'aumento del traffico essenzialmente di navi, è quello di elettrificare le banchine. Elettrificando le banchine si otterrebbe il doppio dei risparmi rispetto alla cabinovia. Cosa che il porto sta già facendo, no? Ed è una delle cose che vengono con forza sostenute a livello europeo. Quindi diciamo, in termini di riduzione delle emissioni, il risultato è praticamente ininfluente. In termini del traffico, questo non l'ho detto io, l'hanno detto i tecnici regionali, qualunque progetto per migliorare il traffico dovrebbe diminuirlo del 10%,
e questo lo diminuirà dello 1%. Allora, questi dati, torniamo da Umberto Bosazzi, che però non vedo più in collegamento, è sparito il collegamento, c'era poco fa, ecco, lo rivedo. Allora, siete nuovamente in linea, siete all'interno del negozio in questo momento, Umberto? Adesso ci siamo spostati all'interno del negozio e proprio adesso, tra l'altro, un signore ha finito di far colazione in panetteria, in pasticceria, perché questa è, diciamo così, la nuova tendenza, dai. Ma sì, diciamo che è un po' una tendenza di allargamento dei servizi che un forno può dare ai clienti, quindi l'accoppiamento è sempre lo stesso, prodotto fresco fatto in giornata da consumare sul momento, e quindi oggi si può fare anche colazione in panificio. Non è un bar, è un panificio, però un buon caffè e una brioche, un craft e qualche cosa appena fatti credo che vadano bene. C'è poi anche la fetta tradizionale che può essere di pane, burro, marmellata, oppure la polentina, lo strudel, tutte cose da prima colazione, vogliamo dire così, da famiglia? Da famiglia. Tra l'altro ci sono dei dolci, delle specialità, diciamo così, che sono più di moda, vanno magari poi, come dire, sono fuori moda, si può fare un discorso del genere? Si può fare come in tutti gli altri campi, ci sono i prodotti classici che non tramontano mai, o almeno magari se ne consuma una volta un po' di più, una volta un po' di meno, e poi ci sono invece le innovazioni che molto spesso sono delle meteore che funzionano molto bene, durano il tempo che durano e poi ne arriva un'altra e le soppianta. Qui ognuno fa le sue scelte individuali, io penso per esempio al cake design che ha fatto furori qualche anno fa, oggi naturalmente è ancora presente, ragazzi bravissimi a lavorare queste cose, che però si sta un po', perché molti si sono accorti che il cake design è esteticamente molto bello, apprezzabile, poi alla fine però il dolce va mangiato, il che non vuol dire che sia cattivo, ma certamente predilige la forma alla sostanza. Ecco. C'è una domanda che non vorrei entrare come dire, in gamba tesa, però mettiamola così, ha senso secondo lei questa polemica sulla Sacher nel locale di via? Ma io la trovo abbastanza ridicola, se devo dire. Io credo che vada dato onore al merito all'azienda Sacher, perché è un'azienda che è conosciuta in tutto il mondo, un nome celebre, un nome famoso, fa una torta che alla fine è una torta al cioccolato, la fa in un determinato modo, moltissimi altri fanno delle torte molto simili ma con alcune differenze, per esempio più morbide, meno morbide, più cioccolato eccetera, molto simili, che comunemente vengono chiamate Sacher perché assomigliano, ma la Sacher originale è quella, quindi va rispettata secondo noi. Noi di una torta simile ne facciamo da sempre anche una quantità notevole, ma certamente non è la Sacher originale. Chiudiamo perché Ierian non lo dice, ma lo dico io, anzi glielo faccio dire io, insomma. Cos'è questa storia che avete ricevuto proprio adesso, dei riconoscimenti da Gambero Rosso? No, cos'è? Io parlo un po' malvolentieri di queste... Ma bisogna dirlo. Diciamo che il 4º anno di fila, anzi da quando è stato istituito questo premio, così come fanno i calici per il vino eccetera, dei 1, 2 o 3 pani a seconda della qualità del pane. Per il 4º anno consecutivo credo siamo gli unici in regione ad avere i 3 pani, insomma, quindi non so quanto sia meritato, perché io credo che ci siano molti colleghi anche più bravi di noi che forse non sono stati esaminati e controllati. Comunque rimane una soddisfazione. È come avere l'Oscar, insomma, tanto per rimanere in ambito mio. Allora io direi, Laura, io ringrazio Edvino Ierian per essere stato con noi, per averci spiegato come funziona tra l'altro il lavoro del panificatore, del fornaio, e adesso noi ci spostiamo da un'altra parte. Benissimo, grazie ancora Ierian. Grazie davvero a te e al tuo ospite. Bravo. Aspettiamo naturalmente sempre parte della colazione, la seconda colazione della mattinata, magari qui in redazione. E allora c'è anche la telefonata, vediamo se riusciamo a sentirla adesso. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea?
Allora no, evidentemente peccato è caduta, probabilmente anche così, sentire i commenti, sia a quello che stava dicendo, che era molto interessante prima appunto del collegamento con il nostro Umberto Bosazzi sulla cabinovia e sui costi-benefici. È una questione anche di questo, insomma, di benefici che secondo questi numeri non ci sarebbero, ma anche di impatto, di costi, parlo non soltanto monetari, insomma finanziari, ma ambientali, ad esempio. Comunque anche al di là di... certamente i costi ambientali sono quelli di voler a tutti i costi, in maniera ostinata, far passare un'opera, secondo me, di cui non si capisce a che diavolo potrebbe servire in termini concreti, per un'area che è protetta e andando contro una legge italiana. No? La sensazione mia è che poi quando si è chiesto sulla paternità di questo progetto se ne sono sentite di tutti i colori, no? A un certo momento è stato addirittura detto che sì, d'accordo, non è proprio soltanto del comune, è il governo che lo vuole. No? Ecco, la sensazione mia è che in realtà quando l'Italia si è trovata a dover raccogliere a livello nazionale una gran mole di progetti che arrivassero al totale dei fondi disponibili, credo che sia stato un momento concitato in cui tante cose sono entrate e penso sia corretto adesso che da parte del governo si rianalizzino questi progetti. Quindi per esempio, anche se il governo è di destra, io lo accolgo con molto volentieri il fatto che si faccia quest'opera in qualche maniera di rianalisi dei progetti per cercare veramente... per due motivi. Insomma, uno perché i soldi che noi riceviamo dal PNR sono soldi che dovrebbero essere utilizzati per fare in modo che l'Italia recuperi... Vanno spesi bene, insomma, vanno spesi bene, ma non modo giusto, solamente bene, ma per produrre degli effetti che rimettano l'Italia in linea con gli altri paesi europei. No? E poi seconda cosa, parlando necessariamente soltanto della cabinovia o dell'ovovia, come i tristini la chiamano, è quello di comprendere che non è un'opera gratis che ci viene regalata. No? Perché 2/3 di quel finanziamento li pagheremo io, lei, tutti gli altri di Trieste. La comunità, insomma. La comunità, la quale, avendo usato i soldi per questo, non verrà fatte altre opere. Ce ne sono tantissime a Trieste che in qualche maniera si sa che sono lì e non vanno avanti. No? Allora, sentiamo adesso forse la telefonata. Pronto, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Buongiorno, mi sentite? Benissimo, buongiorno. Buongiorno, un saluto alla redazione, di teleospiti e tutti quanti i telespettatori di Tele4. Buongiorno a lei. Allora, colgo l'occasione per sviluppare una riflessione su quanto detto dal suo gentile ospite inerenti, diciamo, al lavoro dei giovani. Sì. Allora, purtroppo, diciamo, adesso devo snocciolare dei dati e dei dati tante volte sono impietosi, dico sempre non prendetela con me. Allora, il 70% degli italiani è funzionalmente analfabeta. Questo vuol dire che trasportato sulla classe politica il 70% dei politici è funzionalmente analfabeta. Poi ci sono dei vili netti affaristi, di conseguenza le emissioni, passatemi il termine, di comando poco meno, diciamo, alterate da o incompetenza o di interessi, e questo è un dato di fatto perché lo proviamo sullo sapere tutti i giorni. No? Allora, dove voglio arrivare? Voglio arrivare che se il mercato del lavoro offre, dico per dire un esempio, 200 posti di lavoro e i giovani in totale, perché dobbiamo ricordare che l'Italia abbia una forte denatalità. Sì. Vuol dire che se io offro 200 posti di lavoro per giovani e ne abbiamo a disposizione 100, di cui 50 studiano, c'è sempre un deficit di 150. Lì dove emerge, diciamo, il fatto dell'inezia e l'incapacità dei nostri, diciamo, politici? Sul fatto che quei 100 potenziali posti, statisticamente parlando, offerti, potrebbero essere, diciamo, offerti per ricollocare gli over 40, che sappiamo benissimo che chi passi 40 anni è fuori mercato. Infatti. Mi è capitato di assistere direttamente a un colloquio di lavoro, proprio visto testimonianze, in cui, diciamo, il persona candidato era, diciamo, rispondeva a tutte le caratteristiche, se non addirittura andava oltre dell'imprenditore, ma l'imprenditore ha declinato dicendo: guarda, mi dispiace, ma mi costi di più. Se avessimo una classe politica, diciamo, che più capace,
troveremo una soluzione per ricollocare gli over diciamo 50 o gli over 40 e vedremo che le famose mancanze di personale sarebbero diciamo tranquillamente risolte. Grazie, buona giornata. Chiarissimo, grazie, buona giornata a lei. Beh, sembra un'analisi interessante, no? No, è senz'altro interessante. Sì. Quindi se posso fare un commento, concordo totalmente con quanto è stato detto. Nella prima parte dell'intervento ha parlato anche della scuola, del fatto che gli italiani sembrano, da tutti i test, si vede che ahimè purtroppo la scuola, questo è un gran problema. C'è un gran problema. Analfabetismo funzionale, la gente piuttosto diffuso, più di quello che pensiamo forse. No? Questo è un gran problema, perché diciamo, chi si occupa essenzialmente di dinamiche demografiche non fa un ragionamento a cosa succederà in Italia tra 2 anni, fa un ragionamento di quella che sarà l'Italia tra 10 anni. Ecco, sarebbe auspicabile che i politici in qualche maniera proiettassero. Questo è un problema che non solo riguarda la politica in senso ampio, ma riguarda specificatamente l'ambiente. Uno dei problemi per cui diciamo, i politici hanno una grossa difficoltà ad affrontare correttamente i problemi ambientali è che spesso si tratta di fare delle scelte impopolari, le farò un esempio tra un attimo, che produrranno degli effetti tra 10-15 anni. Adesso faccio io a lei una domanda. Bisogna pensare quindi a secondo lei, qual è l'arco temporale che sta nell'interesse del politico medio? Quello che ci separa forse dalle prossime elezioni, possiamo pensare. In genere è così, ci sono degli studi che dimostrano proprio questo, mentre dal punto di vista ambientale bisogna programmare. In qualche modo. Questo, adesso per parlare un po' più in politichese, è uno di quei problemi che vengono messi in luce per esempio a livello europeo, in cui sembra che moltissimi dei partiti di destra o di estrema destra cerchino con grande forza di contrastare tutte le politiche che vengono portate avanti dai Verdi. Lo si è visto anche in Italia, no? C'è questa... Uno dice come si fa a eliminare le emissioni delle macchine? Sì. Non ci sono, bisogna passare sull'elettrico. C'è una forte campagna anti-elettrico in cui si denigrano addirittura i sostenitori esatto, io ho sentito una trasmissione in cui un politico di destra diceva essenzialmente questo: se passiamo dalla macchina tradizionale che richiede 4 operai, questo è il rapporto, ad una elettrica che ne richiede 1, 2 cose: noi riduciamo la possibilità di lavoro per i nostri italiani e non solo, ma per comprare le batterie le compriamo dai cinesi. Dai cinesi, è vero. Qual è il problema? Che i cinesi hanno cominciato a occuparsi delle batterie prima di noi. Allora in realtà non si può sempre stare al traino o contrastare dei fenomeni dicendo noi non ce la facciamo. In Italia secondo me, per esempio nel campo della tecnica e della scienza, abbiamo molta gente preparata. Se si riesce a focalizzare gli sforzi facendo in maniera che la ricerca poi dia dei prodotti utilizzabili dall'industria, noi potremmo in qualche maniera recuperare questo gap. Se invece stiamo a piangerci addosso, a immaginare che non possiamo fare questo o quell'altro perché altrimenti l'Italia andrà come purtroppo ci sono tanti problemi che però vengono evidenziati spesso, ad esempio la rete elettrica del nostro paese che non sarebbe sufficientemente dimensionata per questo è un ottimo supportare questo, oppure tanti altri problemi. Difatti per tornare a bomba sul discorso della riduzione delle emissioni, nel mondo in questo momento vengono buttati in atmosfera ogni anno 38 miliardi di tonnellate di CO2. Non esiste un metodo che da solo le possa affrontare e quindi bisogna mettere in campo tutto quello che si può e quello che può servire per esempio per dare elettricità ai paesi di montagna, ottimi pannelli solari, ma questi non vanno bene se uno deve dare tanta energia localizzata ad un'industria, Ad esempio. E quindi bisogna avere il coraggio di capire la dimensione del problema e mettere in campo tutto quello che è possibile, però questo naturalmente richiede che si cominci presto, non sempre alla retroguardia di chi dice noi italiani. Non siamo noi italiani, noi siamo contemporaneamente italiani, europei, cittadini del mondo e dentro dei processi che dall'Italia non si controllano. Non si controllano singolarmente. Non si controllano singolarmente. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono io? Sì, buongiorno. Io ho telefonato prima, quando Bosatti era la comisaria ieri. Sì. Sono
pensieri che non sognivo già da bambino. Ho 84 anni, sono royalmente doc e quindi devo dire tutta la gentilezza, specialmente la figlia del signor Iaria, quando è la cassa, tante volte, è gentilissima, è una bambina deliziosa, mi pare che abbia anche avuto un secondo figlio, quello non l'ho mai visto ancora. Comunque le persone tutte molto gentili. Bene. E dopo volevo chiedere una cosa, che che a Roiano vado a vedere il marciapiede davanti al chiosco della verdura, vicino al volto. Vedrai che lì prima o dopo scappa il morto, perché è in tali condizioni. E in quale via, mi scusi, marciapiede, vicino al chiosco nel corso della verdura, sotto i volti che si esce da Roiano. Sotto i volti, ho capito. Tra la sì. via Santuari e la via Santa Teresa. Ok. Ecco. Vado a vedere il momento. Ma è dissestato questo marciapiede? Non ho capito bene. Il marciapiede in condizioni con delle buche. Va rimesso a posto. Con poca luce di sera, veramente pericoloso. Prima o dopo scappa il morto lì. Ho capito. Vado a pista sulle colonnine. E questo qui secondariamente. Comunque, la telefonata io la volevo fare soprattutto. Ed è una bella cosa questa, insomma, questo ringraziamento all'attività artigiana e commerciale. Andavo da bambino a prendere il pane che mi mandava mia fin da bambino. 84 anni. Beh, è una bella cosa. Ho vissuto sempre a Roiano e quindi conosco bene tutti gli vero e proprio roianese doc. Grazie di questa sua testimonianza. Non ho capito il suo nome, mi scusi. Giulio, perfetto. Allora grazie a Giulio con i suoi 84 anni, molto questo è l'esempio pratico di quello che diceva ieri, è vero, la tradizione un signore conta. Così che si ricorda magari la figlia che era bambina, era gentile e il pane era buono allora come adesso. Come adesso, no? Posso fare un commento? Prego, sì, su questa segnalazione che mi sembra molto importante. Il marciapiede? Sì, riferendomi di nuovo all'ambiente, no? Perché in realtà quando si parla di ambiente si parla un po' di tutto, no? Occorre parlare anche di ambiente sociale, infatti. Anche noi facciamo parte anche dell'ambiente. Chi si occupa di ambiente deve occuparsi certamente sì delle emissioni di CO2, dei grandi temi, no? La plastica, tutti quei temi che noi conosciamo essere cruciali, ma deve occuparsi anche della cura minuta del posto in cui si vive. Cioè intendo dire, ambiente non è solamente le emissioni, sì, no, boh, della Gabino Via, ma è anche la galleria di Piazza Foraggi e l'acqua marina, e occuparsi della balneazione e rendersi conto di come si può mettere a disposizione della cittadinanza, di noi, diciamo, tutta l'area per esempio del Porto Vecchio, cioè si tratta, diciamo, di non essere insensibili ai grandi temi, ma riuscire anche come amministratori di curare le cose dell'ambiente, perché ha ragione il Signore, no? Lui può essere interessato al fatto che io gli racconto delle megatonnellate di CO2, però se un giorno nell'andare a comprarsi il radicchio alla sua età finisce nella buca e la buca non posso andargliela a riempire io, no? C'era stato anche un caso di un signore, non mi ricordo in che città, che si era da solo messo a rattoppare e si è preso pure una multa, no? Se non mi ricordo male. Questo è un compito della sana amministrazione che deve usare bene i soldi. Per questo io prima dicevo, ricordiamoci che i quattrini dell'investimento dell'Eurovia sono soldi nostri. Se verranno spesi lì non ce ne saranno altri per le buche, non ce ne saranno altri per accelerare altre cose, e quindi occorre che l'amministrazione sia molto molto attenta e risponda ai cittadini. Per questo occorre che le persone facciano sentire la loro voce. Ecco, su questo una piccola notizia che riguarda me personalmente. Lei mi ha detto che faccio parte della segreteria. Sì. Allora la prima cosa è che io non ho la tessera del PD. Ecco, sì, infatti la farò, ma ho quella di articolo 1. Articolo 1, e sono stato candidato, e naturalmente si sapeva fino all'inizio che ero quello che avrebbe preso meno preferenze, però diciamo per il fatto che ho lavorato in questo campo mi è stato chiesto di dar vita a uno dei vari forum tematici del partito, e questo partirà adesso entro la fine del mese, perché l'idea per l'appunto è che la politica di un partito che si rivolge alla gente deve essere fatta raccogliendo le opinioni e le competenze che stanno nelle persone, no? È dal basso che bisogna, quando si parla di problemi della politica e della gente che se ne allontana, è perché la gente spesso ha l'impressione di non contare, che tutto avvenga sopra alle loro teste,
e invece è importante, diciamo, che si ricomincia ad aprire il contatto tra chi ha responsabilità di partito e le persone, sono loro che devono Quindi dire... si occuperà proprio di questo settore, il settore ambiente, Mi occuperò del settore ambiente, in senso ampio. Ma solamente per il ruolo di essere uno, come avevo fatto quando mi occupavo di ricerca, che cerca di creare il contesto in cui siano le persone ad esprimersi e a sintetizzare le necessità. Ecco, spero di riuscire a farlo. Raccoglierà magari anche qualche segnalazione di questo tipo, come quella che abbiamo sentito? Questo per Bacco, anche perché quando si parla di ambiente occorre mettere in campo tante competenze. Chi si occupa di pianificazione territoriale, chi si occupa di emissioni, chi si occupa di traffico. Insomma, sono tante le cose che vanno affrontate non appunto con narrazioni in cui si racconta che si risolvono i problemi che non si risolvono, ma cercando di essere molto concreti nelle cose pratici, e fare le cose che servono alle persone. Insomma. Con l'atteggiamento di cui ci parlava prima, anche un po' da ingegnere, basandosi magari sui dati, no? Sui numeri. Allora, grazie a Sergio Persoglia per essere stato con noi questa mattina, la invito a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. No, grazie a voi, è stato anche molto interessante. Adesso andrò a mangiarmi qualcosa in pasticceria. Va bene, in pasticceria. Grazie, ce n'è una anche qui vicino a noi, comunque senza magari andare fino a Roiano. Comunque grazie, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra pochissimo sarà con noi Marcello Medao, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste, ancora in diretta con voi e con il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Marcello Medao, che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno. Buongiorno Laura, è sempre un piacere essere qui. Una buona giornata a tutti i telespettatori. Grazie di essere qui. Fra poco, lo dicevamo prima fuori onda, ci collegheremo anche con il nostro Umberto Bosazzi, che è andato a fare un collegamento dalla zona della stazione, quindi poi parleremo anche dei temi... progetto per la stazione. Ecco, benissimo, quindi cadiamo proprio a fagiolo. Insomma, a fagiolo, esatto. Tra le tante realizzazioni però di cui parleremo oggi c'è anche la questione finalmente risolta, no? Ne parlavamo sempre qui a Sveglia Trieste di Via del Lago. Via del Lago, sì. Allora, come sta andando allora adesso? Praticamente è stata una mia... ero stato chiamato da poco in diretta, all'epoca ancora 5 anni fa, circa, 5 anni fa, no? È vero. Da una signora mi ero interessato, era una situazione disastrosa da 30 anni, 40 anni. E poi da lì, passo dopo passo e mille notizie, siamo riusciti un po' a trovare una quadra. Avevo già detto ancora un po' di tempo fa, è stata poi votata la delibera che prevede praticamente che il proprietario di quella zona no, ha acquisito poi la parte davanti di via dell'Agro, dove c'è l'Alberone, che l'ha venduto in modo da riqualificare tutta la zona. Adesso probabilmente non farà un giardino, non farà un parcheggio, sistemerà quel che è quell'abitazione. Quindi per me è una delle giù il rudere, insomma. Sì, giù il rudere. Le tempistiche non ne so, devo dire la verità, però devo ringraziare l'assessore Lodi che si è molto spesa per questo, e anche la nostra responsabile immobiliarista, la Tommasi Lucia, che è stata bravissima, è una persona a cui si vede che ci tiene proprio lavoro. Perché il problema, lo ricordiamo, era proprio il fatto che questa era un'area privata, e il proprietario all'inizio non si trovava, se non mi ricordo male. Sì, c'era un po' di problema. E siamo riusciti, insistendo, e questo davvero è una delle mie vittorie più assieme alle palette, però questa diciamo che all'inizio era proprio in salita così, insomma, quindi questa non era semplice da realizzare. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, pronto? Vediamo se c'è qualcuno in linea con noi, perché poi dalle telefonate, no, qui a Sveglia Trieste, che spesso nascono, credo sia caduta la linea, nascono appunto proprio gli spunti per queste segnalazioni che poi vengono portate, no, dai consiglieri, all'epoca magari circoscrizionale. All'epoca circoscrizionale, che poi non c'entrava niente con la via, della, perché è un'altra circoscrizione, è vero, mi ero un po' allargato. Se non mi sbaglio è la quinta. Sì. Allora, invece un'altra battaglia
quella portata avanti dal consigliere Medau, lo ricordiamo sempre, è quella di via Mazzini, no? E le strisce pedonali famose, no? Perché si ricorda, purtroppo. ero lì più volte a fermare la gente, per fare, sì. ma soprattutto per accendere i riflettori sul problema, per quello faccio questi no? E anche qui appunto il problema era lì che in piazza Goldoni ci sono quelle strisce angolo via Mazzini dove più di qualcuno si è fatto, cioè qualcuno è morto, i lavoratori del trasporto pubblico effettivamente ogni qualvolta eseguono quella manovra si trovano in forte pericolo, perché in effetti è così, e qua anche devo ringraziare l'assessore Babudar, perché appena andato in carica come assessore ha voluto subito come fare un sopralluogo in loco, siamo andati, effettivamente si è reso conto del problema e ha previsto appunto che queste strisce vengano spostate per dare sicurezza sia ai cittadini, perché in effetti lì da dove Capolinea della 29 arriva la 10, questi qua corrono circa 200 persone all'ora, sia ai lavoratori del trasporto pubblico che hanno il diritto sì di lavorare, ma il dovere di lavorare in sicurezza. Quindi per me è una cosa molto importante. Il beneficio insomma, di questo spostamento. Per me è importantissimo, sì. Allora, sentiamo la telefonata. C'è anche il collegamento, forse quasi pronto, adesso vedremo, perché è proprio dall'interno della stazione il nostro Umberto. Allora, buongiorno Umberto. Allora, siamo in compagnia di Marcello Medau, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Tu invece ti trovi proprio all'interno della stazione ferroviaria. Sì, grazie Laura, buongiorno anche a Marcello Medau, siamo all'interno della stazione ferroviaria, ringraziamo anche l'ufficio stampa di Ferrovie dello Stato che ci ha concesso di effettuare questo collegamento e di effettuare queste immagini. Cercheremo in questi 3/4 d'ora che abbiamo a disposizione di documentare un pochettino la vita della stazione ferroviaria. Come potete vedere c'è parecchia gente che prende i treni. Il giovedì abbiamo scelto anche apposta, per dire la verità, una giornata diciamo infrasettimanale, non quelle del venerdì, sabato, domenica, dove oggettivamente le partenze e gli arrivi sono certamente più numerosi, ma proprio per dare un'idea anche di quella che è la normalità di una realtà come quella della stazione ferroviaria di Trieste, partendo dal fatto che par di capire la gente torna ad utilizzare il treno per le proprie vacanze, per i propri spostamenti. Logicamente poi ci sono i pendolari che lo utilizzano per recarsi al lavoro. Personalmente devo dire la verità, amo molto viaggiare in treno, ma questo insomma sono questioni personali mie, insomma è un tipo di viaggio che mi rilassa abbastanza, e vedremo appunto anche se di questa opinione sono anche i triestini che partono e i turisti che arrivano. In questo preciso momento, neanche a farla apposta, non c'è quasi nessuno vicino a noi, perché si vede che è orario di partenza. Vediamo un po' di movimento infatti nelle immagini, sì, credo di Elisabetta Gessi, se non mi sbaglio. Parte dal binario, sì, c'è Elisabetta che sta facendo le immagini, parte dal binario 5 il treno per Venezia. Quindi per questo anche si è svuotato un pochettino tutto quanto alle mie spalle. Buongiorno, vediamo subito, buongiorno, lei da dove arriva? Sono Termine Roma. Come? Termine Roma. È arrivato da Roma. Turista? Sì. Turista. Che cosa si aspetta di trovare a te? Tutto bene. Tutto bene, ok. Grazie mille. Grazie a lei. Benissimo. Pensavo fosse una persona pensavo di conoscere questa persona, ma invece in realtà è un turista. Evidentemente non è così. Ma, insomma, sì, io non sono molto fisionomista, devo dire la verità, cosa che risulta appunto evidente. Lo ora in diretta, sì. Questo, sì, avete visto che questo signore spera di passare un buon soggiorno a Trieste.
sono C'è tantissimi i qualcuno? turisti, anche quelli che arrivano attraverso il treno, no? Non soltanto, ma insomma abbiamo visto proprio anche ieri questo boom di turismo in città, la città piena. Tutti che gradiscono poi la nostra città. È un turismo forse un po' veloce ancora, su questo si può ancora lavorare, però si allunga il soggiorno, di qualche giorno, ma si allunga. È bello, insomma, diciamo, vedere la città piena è favoloso. Infatti, Vediamo questo signore. English. Oh, okay. Did you stay in Trieste? Yes. How many days did you stay in Trieste? One night. Yes. One night only. One night only. It was beautiful. Okay. Lovely. Do you think you will come back? Yes, definitely. Yes, with my wife. Very good. Very nice. Have a nice trip. Where you going now? Malta. Come on, England. Ok. Vanno a Malta, mi pare di aver capito. Questo signore è rimasto a Trieste soltanto una notte, però ha detto che vorrà tornarci con la moglie. Io non indago su altro, e quindi abbiamo... Va bene. Magari ci sposteremo di questo viaggio, stendiamo così un velo di incertezza. Che penso meglio. sia stato anche... Credo che con lui c'erano i figli, da quanto ho capito, ancorché piuttosto sovrappeso, e adesso ci spostiamo magari da un'altra parte e vediamo di trovare qualche altro spunto. Stai divertendo molto qui lo studio, il nostro ospite, con queste note di colore. Fra l'altro il nostro ospite Marcello Medao prima ci raccontava che ci sono anche dei progetti per la zona proprio della stazione. Allora, dei progetti appunto personali. Allora, come si sa, io ho voluto fortemente che i conducenti dei trasporti potessero utilizzare i bagni della stazione. I bagni della stazione. Quindi abbiamo fatto abbiamo presentato una mozione, quindi in realtà abbiamo fatto e questo è accaduto, perché in effetti prima bisognava pagare l'euro e per chi lavora mi sembrava un po' troppo oneroso il fatto di andare di poter usufruire dei bagni. Allora, oltre a questo, ottenuto questo step, io adesso inizierò un po' a sondare che se si può fare un info point. No, perché in effetti anche in relazione a quello che diceva, su 2 intervistati 2 turisti, e infatti quello che diceva il divertente Umberto, di fare un info point turistico, magari il comune assieme alla Trieste Trasporti, cioè nel senso che le persone arrivano e c'è la possibilità di dare informazione, guarda, prendi la 17 di qua, prendi la 21 di qua, no? E il comune anche può darla, guarda, se vai in Piazza Unità oggi c'è, ad esempio domenica c'era quella mostra delle Ferrari che era un'opera mia, quindi in realtà c'è la possibilità di dare l'informazione turistica e l'informazione, quello delle Ferrari, bellissimo, in piazza, è piaciuto molto, mi è piaciuto moltissimo, anche di piazza è arrivato, non sapevo, quindi in realtà molto bello, e quindi e in questo info point magari c'è la possibilità di creare una zona un po' per i conducenti di linea, un po' come a Muggia, no? Nel senso dove c'è la possibilità di andare in bagno, di magari sedersi un secondino e prendere un caffè della macchinetta come succede a Muggia, quindi questo sarà una delle mie iniziative. Penso dare ancora più dignità a quello che è il lavoro del conducente di linea e la possibilità ai turisti che arrivano di avere delle informazioni, perché effettivamente oggi manca, insomma, quindi io a breve comincerò un po' a sondare sai che poi pian pianino comincio a vedere, chiedere di qua, come in modo da creare goccia, che penso sia una cosa buona e giusta. Allora, c'è una telefonata, poi dovremo anche andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Gabriela. Gabriela, buongiorno. Buongiorno a Medao, che è molto interessati ai conducenti, però poco interessati alle signore che viaggiano. Perché? Io sono una persona che usa la corriera, no? I bus all'estero, per esempio quando vado a Pola dove ho delle amiche prendo la corriera, no? E la stazione delle corriere è indecente, già lo avevo detto un paio di volte, è indecente. La invito Umberto a farti un giretto di là, non c'è un posto per sedersi per aspettare, c'è un info point bellissimo che è del passato, è una cosa indecente da vedere, un bar indecente. Quando uno arriva alla sera lì non trova nessuno, le corriere più non riescono neanche a entrare tante volte, a uscire fanno fatica le corriere di quelle stazioni, e veramente io piuttosto di vedere il tema del bagno
degli autisti che vedeva anche i passeggeri come vivono in quelle stazioni. Grazie e buongiorno. Grazie a lei, signora. Gabriela. Insomma, è arrabbiata perché evidentemente si serve di questa struttura, ma... Ovviamente io parlo adesso del conducente perché è venuto il discorso del conducente, signora, Sì. però lei non ha seguito prima dove io dicevo appunto dell'infopoint, un infopoint Sì. che sia decoroso. C'è un'altra cosa, la stazione delle ferrovie appartiene alle ferrovie. Cioè nel senso che il comune ha poca giurisdizione per quel che riguarda la stazione, no? Quindi, però quello che dice, e tra l'altro l'autobus che prende la signora, sono le corriere, quelli, sì. no? È anche un'altra parrocchia, però su quello la signora ha perfettamente ragione perché si parcheggiano a destra manca, gli autobus che escono, quelli che vanno a Pola, fanno fatica ad uscire ed effettivamente lì bisogna andare a metterci in mano. Per quello che riguarda la stazione, l'ho detto più volte, il fatto che... Devo dare lui? No, non lo so, vedevo appunto Umberto che si sistemava l'auricolare, però... Sì. Quindi è ovvio che bisogna metterci in mano. Il problema per quanto riguarda le persone che sostano in stazione, più volte io mi sono occupato, più volte ho chiamato la polizia, è un problema che va risolto in qualche maniera. Io tanti anni fa avevo chiesto che venga irrigato quel che sono l'erba che c'è attorno, Sì. e anche questo l'assessore Babudar sì, ha preso in adesso mano da poco, fortemente questo discorso, quindi in realtà insomma c'è la volontà in qualche maniera di trovare una soluzione. Comunque la signora ha ragione sul fatto che in stazione bisognerebbe un po' migliorare quel che è tutto il servizio, ma non è che io mi occupo solo di condominio, mi occupo un po' di tutto, se non volevo solo signora Gabriela, stia tranquilla. Allora, non so se riusciamo a fare un breve collegamento con Umberto, ma la pubblicità incombe, ecco sì, ci sta facendo cenno, allora eccoti qua Umberto. Sei in linea? Sì, rapidamente, solo per rispondere alla telefonata di prima, è nostra intenzione durante una delle prossime mattinate di fare qualche cosa anche dalla stazione delle autocorriere. Benissimo, quindi perfetto. documenteremo anche quello. Anche la situazione in quella struttura. Grazie Umberto, per il momento ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, a fra pochissimo. Allora, rieccoci in diretta a Sveglia Trieste, sempre in compagnia di Marcello Medao. Fra poco ci collegheremo anche con il nostro Umberto Bosazzi dalla stazione ferroviaria. Allora, ci sono anche le segnalazioni che arrivano via mail. C'è il signore Enrico che ci scrive: buongiorno, ma le ditte che si occupano di verde pubblico sono sparite? C'è un forte degrado per quanto riguarda il taglio dell'erba e la potatura degli alberi. Vedi ad esempio in via Stuparic, di fronte al supermercato, dove i rami presto toccano a terra. Buona giornata. Questa è la segnalazione che si sta appuntando, sì, come sempre fa il nostro consigliere comunale, quindi via Stuparic, però allora, in generale parla del verde pubblico. In generale c'è stato, questo devo dare atto al signore sul fatto che parzialmente, nel senso che si è partito un po' in ritardo, c'erano tante piogge, quindi effettivamente per il taglio del verde c'è stato davvero un ritardo. Io mi sono occupato ad esempio di accelerare, io ma assieme a altri consiglieri, di accelerare ad esempio campanelle, di accelerare non so a parte i giaggioli, di accelerare, che poi lì non si è fatto, insomma, quindi io mi occupo anche tanto di verde perché appunto insomma penso che gli specchi devono essere sempre liberi per agevolare un po' quel che è gli automobilisti, quindi c'è stato un po' di ritardo. Che ci sia un degrado, oddio, qua mi sembra un po' forte come parola, però effettivamente questo ritardo c'è stato e si sta facendo man mano, infatti se guardiamo in giro si sta lavorando molto bene, insomma. Però io mi sono puntato la via Stuparic in modo da neutrare gli uffici. Tra l'altro ieri mi hanno segnalato anche giù da Grignano, insomma, quindi in realtà pian pianino si fa, insomma, no? Pian piano si fa. Allora, sentiamo la telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea?
Vediamo se riusciamo a parlare con il nostro telespettatore. No, credo sia caduta. C'è un'altra segnalazione. Mauro da Muggia ci scrive: da nessuna parte ho potuto né leggere né ascoltare il danno fatto nelle operazioni di dragaggio del canale navigabile da parte dell'autorità portuale il 13 giugno. A tutt'oggi, notte comprese, c'è stato un via vai di mezzi a Cegas e altre aziende di depurazione presso l'area ex Aquila Adriaport. Fondamentale per questo tipo di operazione è sondare il terreno e studiarlo. Operazione da fare meticolosamente, dice Mauro, altrimenti se si lavora con negligenza si rischia di distruggere un tubo della fognatura del comune di Muggia. Ovviamente a danno fatto la cosa più importante è non far trapelare la notizia, insomma un po' andremo a verificare questa notizia, non l'avevo sentita nemmeno io, quindi vediamo insomma che cosa è successo e cercheremo di farle sapere. Dice Mauro, buona balneazione, insomma in senso ironico, sì, andremo a capire che cosa è successo in quel di Muggia. Non ero a conoscenza, a parte il fatto che comunque essendo comune di Muggia, però lo stesso insomma non cambia. Cercheremo di informarci. Allora un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, qui è Sergio Feria. Sergio, buongiorno. Buongiorno, volevo fare una segnalazione riguardo le cassettine che erano una volta in piazza Oberdank e quella che era anche in Largo Piave e per le batterie, che non si sa perché le hanno levate. Adesso direi, io non ho possibilità in quell'arco di vie di poter eliminare solo con il bottino normale. Mi domando perché le hanno levate. Quelle per lo smaltimento delle batterie. Quelle per lo smaltimento delle batterie. Una c'era vicino alla statua di Piazza Oberdank, in quella centrale del Mascherini, e un'altra in Largo Piave di fronte alla farmacia. Levate non si sa perché. Non vorrei che levassero anche degli altri, perché non so dove andare a buttare le batterie. Le batterie, sempre... ma lui parla di vie specifiche, le altre ci sono? Sì, credo di sì, però in quella zona ce n'erano 2 che sono state tolte e si domanda perché, magari se saranno anche ripristinate o sostituite da altre strutture, immagino. Grazie Sergio della segnalazione. Sì, volevo dire ancora una cosa. Prego. Ma è difficile mettere un cartello, sarà una stupidaggine, davanti alla statua della Sisi? Sì. Pronto? Sì, la sentiamo. Sì, della statua della Sisi, affinché non vadano questi, chiamiamoli maleducati, a fare merenda sulla statua, che poi macchiano, perché il marmo viene macchiato. Ma è possibile che nessuno fa niente per questo? Magari non so, per la statua almeno in lingua pakistana qualcosa dire no, qui non si va. Non sarà un deterrente, ma almeno proviamo, non si fa niente per questo. Io ogni giorno che passo per di là vedo mucchi di persone che sono sedute sulla statua, che non ho mai visto un triestino fare una cosa simile. Qui fanno quello che vogliono. Grazie, buongiorno. Grazie Sergio, buona giornata. Insomma, e torniamo in zona stazione. Sì, con questa sulla stazione, ripeto, io ho chiamato un sacco di volte anche la Cegas per pulire. Sì, si può mettere anche il cartello, ma alla fine mi sembra che queste persone del cartello, insomma, mi è capitato un episodio l'anno scorso piuttosto spiacevole, che effettivamente il pomeriggio giocavo a palla, a pallavolo in stazione. E sulla statua, proprio sul basamento della statua, c'erano queste signore che facevano cioè, erano lì con questi grandi tessuti tutti lì che mangiavano. Io mi sono avvicinato e ho detto signora guardi che la dà, insomma un minimo di rispetto, cioè, diamo anche l'esempio, no? Monumento bene o male. Lei mi guarda e mi fa io so lei chi è, no? E da lì si è un po' inalberato, poi ho chiamato la polizia per dire talvolta non serve neanche scrivere in pakistano, basterebbe scrivere anche in italiano e qualcuno lo leggesse, e poi dietro quell'estate fanno tutto di più, insomma comunque sul cartello il signore ha ragione. Allora torniamo dal nostro Umberto Bosazzi che ha un ospite. Allora chi è la tua ospite, Umberto? No, c'è una sorta di cortocircuito sotto certi aspetti, se vogliamo, Laura, perché mentre stavamo qui dentro proprio l'atrio principale della stazione centrale,
c'è questa signora che non è una turista, non è una passeggera, ma sta proprio ascoltando in diretta la nostra trasmissione via internet, insomma, quindi c'è stato questo... Al telefono, sto ascoltando al telefono come ogni mattina, se sono a casa ok, se sono invece in giro sono sempre con le cuffie e vi ascolto. Ecco, quindi abbiamo testimoniato anche la fedeltà di questa signora che mi diceva, lei abita in zona e quindi utilizza la stazione per tagliare, insomma, come scorciatoia. Certo, e anche quando non sono a Trieste vi ascolto sempre, non sono sempre a Trieste, quindi sono fedele. Grazie Va bene? Signora. Grazie davvero, buon proseguimento. Abbiamo documentato anche... È bello, no? Infatti abbiamo documentato anche questo, insomma. Un bel caso, insomma. Tra l'altro facciamo vedere, Elisabetta, giusto un attimo anche questi tubi innocenti, insomma questa impalcatura che testimoniano il lavoro che si sta facendo, insomma penso si stia preparando per rimettere in piedi, per rimettere a posto l'atrio centrale della stazione, un lavoro penso abbastanza imponente che restituirà appunto questo ingresso al suo antico splendore, perché ci sono sempre delle cose che magari delle quali noi ci accorgiamo poco, abituati come siamo a considerare questo come un luogo di transito per arrivare velocemente ai binari, insomma, quindi vi documentiamo anche questo e intanto credo sia l'ora della pubblicità, per cui vi restituirei la linea e poi ci collegheremo ancora dalla stazione centrale. Perfetto, allora fra poco il collegamento, grazie a Umberto Bosazzi con Elisabetta Gessi in esterna, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, allora sempre in compagnia del consigliere comunale Marcello Medao di Fratelli d'Italia che ci dà anche conto, ci ha portato anche una fotografia di quelli che sono stati i danni, vandalismi all'interno di un autobus di linea, no? Sì, di Muggia, la linea 7, linea 7. Allora, non so se possiamo far vedere proprio la fotografia che ci ha mandato, perché le condizioni sono davvero pessime, quelle appunto dell'autobus, ecco qui, è stato rotto la copertura, insomma. Sì, la parte superiore. Mi ha mandato questo qua un utente che ha fatto la foto e trovo davvero disdicevole un'azione di questo tipo. Sono dei ragazzi che poi montano, da quello che mi dicevano, appunto mi diceva questo utente, dalle parti di Lazzaretto, cioè dalla spiaggia di Muggia, no? L'autobus che va da Lazzaretto verso Muggia, verso le 15-16, cosa così. Allora io ho avuto occasione di parlare anche con il sindaco Polidori, che anche lui è rimasto, non vi mando la risposta di come mi ha risposto, perché in effetti siamo tutti indignati davanti a queste azioni. Insomma, quindi io chiedo, so che magari i ragazzi in mattinata magari non stanno ascoltando, ma io chiedo a questi ragazzi di avere un po' più di quel che è amore per il bene pubblico e di comportarsi in un modo adeguato. Comunque anche il sindaco Polidori, che è molto attento a queste cose, ha detto che attenzionerà con cura questo problema, e bisogna, credo, pubblicizzarne, parlare in modo che tutti un po' prendano coscienza di quel che è, insomma, il bene pubblico, che credo che debba essere sempre tutelato. Insomma. Allora, ci arrivano anche risposte a domande fatte da altri telespettatori, da parte dei nostri telespettatori. Per esempio Giuliana dice: ce n'è una di Cassetta per le pile esauste alla fine di via Fabio Severo vicino agli altri bottini. Buona giornata. Grazie Giuliana, così lo diciamo al signor Sergio che aveva telefonato prima per questo motivo. Poi buongiorno, vorrei sapere se è solo una mia sensazione che gli esercizi pubblici si sono, fra virgolette, mangiati tanto marciapiede con sedie e tavoli concesso loro ai tempi del Covid, ma ora il pedone è molto sacrificato, dice Renata. Questo è un tema, no? Sì, visto, io questo non lo so, io penso che in realtà i controlli da parte dei sempre attenti della Polizia Municipale c'è, e quindi qualora gli esercenti si allargano un po', penso che ci sia la polizia a controllare, a vigilare e a
a state d'accordo, vi mettiamo al posto vostro, no? Senza magari sanzionare, perché tante volte io penso che basti un avvertimento, no? Sono d'accordo ad andare a sanzionare le persone che lavorano, è sempre un peccato. È vero che io l'altro ieri ho ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino che c'è dietro la Portizza ci sono dei negozi e che lì in effetti si fa un po' fatica perché loro mettono fuori delle cose, quindi andrò a guardare proprio stamattina. Però insomma io sono sincero, non mi sono accorto di questa espansione delle cose, ma se dice il telespettatore qualcosa sarà. Statua di Sissi, buongiorno, ci scrive un telespettatore, volevo chiedere se si è pensato di spostare la statua di Sissi nella nuova piazza dove c'era la Tripkovic per salvaguardarla dal degrado attuale. Passando di là ho notato che oltre a bivaccare usano la statua stessa come toilette. Anche questo sono un fenomeno. Vero, no? Più volte io di persona sono andato ad arrabbiarmi, non so se si è pensato, non ho letto, non ho visto, non ho parlato con il sindaco e neanche con l'assessore Babù di spostare la statua. Fatto sta che effettivamente qualcosa bisognerebbe fare. Vedete, non è semplice, no? La situazione non è che questa persona sta lì, non c'è il motivo per mandarla via perché non commette reato, non si può neanche, no? Questo parlavo ieri con l'assessore De Blasio, parlavo di via Bonomo con lui ed effettivamente lui mi diceva, come anche sappiamo tutti, cioè se una persona sta lì ferma in piedi che beve la birra è indecoroso, ma non c'è la motivazione per portarlo via perché non commette reato. E la stessa cosa è quel che riguarda quella piazza che io la adoro, ma che però è in condizioni davvero tremende a causa di queste persone che bivaccano lì. Bisognerebbe trovare una soluzione. Torniamo da Umberto Bosazzi che è ancora all'interno della stazione ferroviaria. Allora Umberto, a te la linea nuovamente. Assieme ad Elisabetta adesso entriamo un attimo nell'edicola della stazione, che è un punto abbastanza interessante per capire come la gente si muove. Vediamo. Buongiorno, chiedo scusa se disturbo, approfitto di lei per chiederle, la gente torna a viaggiare in treno? La gente torna a viaggiare vedi che qua? La gente torna a viaggiare in treno, sì. Cioè, adesso inizia la stagione estiva, le crociere iniziano a viaggiare. Sì. Immagino che i giorni caldi siano sabato, domenica. E la domenica, sì. Ma anche ieri è stata una buona giornata perché c'era la nave, parecchi turisti americani che vanno a Venezia a visitare e poi ripartono. I triestini usano di più il treno rispetto a qualche anno fa? Penso di sì, se poi non è che chiedo i documenti, sì, però viaggiano anche loro, sì, in regione viaggiano. Sì. Grazie, buon lavoro. Chiediamo anche al signore, visto che qua lo disturbiamo, lei utilizza il treno in genere per i viaggi, eccetera? Ma sui viaggi lunghi sì, tipo per andare a Milano utilizzo il treno Venezia. Ecco. Che cosa le piace del viaggio in treno? Ma che è rilassante, uno può anche leggere, fare qualcos'altro, non deve stressarsi a guidare. Infatti questo siamo in perfetta sintonia. Buona giornata, grazie, arrivederci, buon lavoro. Allora, avete visto, insomma, il fatto è questo. Fermiamo anche questo signore, buongiorno, chiedo scusa se la disturbo, domanda che può sembrare un po' sciocca, lei è in partenza? Sì. Posso chiederle? L'artigiana, sì. Insomma, è vicino. Lei utilizza spesso il treno? Sì, preferisco il treno alla macchina per questi brevi collegamenti. No? Anche per viaggi più lunghi? Più lunghi preferisco la macchina. Okay. La ringrazio molto, buona giornata, arrivederci. Allora, questo è un po' diciamo l'utilizzo tipico, no, del treno, se vogliamo, per spostamenti diciamo medi e anche magari qualcuno per spostamenti un pochettino più lunghi. Io non voglio fare pubblicità ai treni eccetera, ma insomma un viaggio in treno Trieste-Roma vale la pena di farlo perché è di una tranquillità incredibile. Lo dico perché l'ho fatto, come tutti in redazione sanno, assieme ai miei compagni di classe per celebrare i 40 anni dalla maturità, per cui ho detto anche recente, la mia età e anche quella dei miei compagni di classe. Che saranno contenti per questo. Insomma.
soprattutto le compagne di classe. È bello però che siete rimasti uniti, insomma, questa è una bella cosa, no? Sì, no, è stato molto divertente. Fra l'altro posso raccontare anche una cosa un po' sciocca: si sono ricreate anche le dinamiche della classe, tant'è vero che all'interno della nostra classe abbiamo una coppia di marito e moglie. Bene, non hanno dormito tra di loro, ma hanno dormito con i rispettivi compagni di banco, figuriamoci. Ah, fantastico, quindi proprio si è ricreata proprio la situazione, insomma, dei tempi. E sono state anche notti tranquille, devo dire. Bene. Allora, la tua faccia dice altro, però vabbè. Allora, ci sono anche delle mail, Umberto, e poi sentiamo anche la telefonata. Buongiorno. Delle mail? Delle mail, email, hai presente quelle lettere che arrivano attraverso il computer, sì, ho capito. no? Per noi nativi digitali. Allora, buongiorno. Sì, ne sono a conoscenza. Quando si pensa di sistemare, ci chiede il signor Paolo, il verde dell'aiuola del monumento a Rossetti, è veramente indecoroso vederla così, quindi un'altra segnalazione che si appunta il nostro ospite in studio. Poi ancora danneggiamenti, ci scrive Enrico, buongiorno, i vandali dell'autobus di cui parlavamo prima, della linea 7 di Muggia, non sono ragazzi che devono avere un po' più di amore per le cose pubbliche, sono invece vandali fuori legge che vanno ricercati e puniti, dice Enrico, altrimenti lanciamo messaggi errati, quindi va detto, insomma. Ha ragione, sono dei delinquenti, assolutamente. È d'accordo, insomma. Anche perché io cerco di essere un po' morbido all'inizio, no? Poi quello mi dà là, però sono dei delinquenti che vanno puniti, esattamente. Ancora buongiorno, ci scrive Sonia, chieda al suo ospite se hanno intenzione di fare qualcosa per tutti i clandestini che viaggiano gratis tutti i giorni sulla linea 20 direzione stazione ferroviaria, nessun controllo. Ieri sono dovuta scendere dalla 20 dall'autobus assieme ad altre persone come me, hanno espresso lo stesso pensiero, il numero esagerato di clandestini che c'erano e dall'odore fortemente sgradevole che emanavano. Grazie, invito il suo ospite a fare un giro a vedere in che stato il verde di Giardino Rosmini, di Piazzale Rosmini, anche questo, è vero. Visto che si occupa molto su Rosmini ho sentito verde pubblico, no? E qui c'è il problema appunto della linea 20 che ci evidenziava la signora Sonia. Ho sentito della 20, anche della 40, ci sono dei problemi effettivamente, però in realtà no, io sono pienamente d'accordo con la signora. Ho fatto delle battaglie in mani e continuerò a farle, però a livello pratico, se in una fermata, a parte che non si può, no, il conducente non può lasciare le persone per strada, pena poi dei problemi specifici, e non può sicuramente dalla strada dire tu sì, tu no, tu hai il biglietto, non hai il biglietto, quindi diventa davvero un problema per poter individuare queste persone. La vediamo tutti, non è che non vediamo, però effettivamente c'è questo problema proprio tecnico e bisognerebbe mettere la polizia o qualcuno in certe fermate, però anche lì è un problema grossissimo quello che abbiamo in città, che speriamo che adesso il governo, no, con gli ultimi accordi che stanno stipulando fuori, no, con la Tunisia o con altri, si riesca un po' a trovare, a cambiare questo arrivo massivo che c'è. Però effettivamente noi qui facciamo quello che possiamo fare, l'assessore anche De Blasio si impegna tantissimo. Ieri abbiamo parlato quasi un'ora fuori dal comune e siamo tutti un po' afflitti per quello che sta accadendo, insomma, no? Bisognerebbe, non si può andare là, insomma ci sono dei limiti a quello che è, e quindi è un problema grosso, e la signora ha perfettamente ragione, però bisognerebbe trovare come si fa. Non è facile. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. 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 Buongiorno signora. Sono la signora Adriana. Volevo sapere, per consigliere Medau, qualche notizia sul giardino di via Boccaccio, che è in uno stato orrendo. Manca il verde nella galleria dove ci sono le panchine, mancanza di verde assoluto, poca pulizia.
uomini sdraiati sulla panchina che dormono. Non mi pare una cosa normale, no? E i bambini che, ma per l'amor di Dio, io stessa sono nonna di 2 nipoti, capisco tutto, ma alle 11 di sera che schiamazzano, che ridono, che urlano, non mi sembra una cosa, non fanno dormire. Quindi anche schiamazzi, insomma. Grazie signora. Grazie a lei, signora Adriana, buona giornata. Insomma, una segnalazione ben precisa che riguarda poi tanti aspetti, no, della vita di questo forse giardino. Forse la pena da prestarmi. Come no, ecco qui. Grazie. Va bene, tutto in diretta, rigorosamente. Scusate, ma... Quindi via Boccaccio, sì, anche via qui Boccaccio, insomma, un po' da controllare la situazione. Sono tante le segnalazioni Medao su Verde Pubblico oggi. No? È un po' così, Sono... quando inizi a parlare di una cosa poi alla fine ce l'ha, perché sì, ma effettivamente è comunque un tema sentito. È un tema sentito, quello... un tema che sta a cuore anche tanto a me, infatti queste cose qua io me le sono segnate, Piazza Rosmini finisco e vado diretto che sei qui vicino, no? Sì. Poi io preparo una mail e mando direttamente agli uffici, insomma, no? Quindi tante cose poi vengono fatte immediatamente, tante un po' più lunghe, insomma non è che si riesce a fare tutto subito questo, però ripeto si ha sempre un occhio particolare per quello che è il benessere della nostra città, insomma. Allora, un'altra telefonata subito. Pronto, buongiorno, chi è linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno ai signori triestini e friulani. Buongiorno Franco. Ma non è ora di finirla di parlare. Cerchi di influenzare la Meloni che si vesta un po' dei panni del duce e mani dica ordini ai prefetti di controllare tutti questi che entrano senza documenti. Possibile che con i documenti bisogna fare i documenti e la verginità a questi qui che hanno commesso, se non hanno documenti, vuol dire che hanno commesso qualche malanno, no? E allora, ma perché dobbiamo fargli noi la verginità? E poi, quando sono in piazza Libertà, perché non vanno a vedere cosa fanno questi qui? Una volta che c'era il duce e mio nonno diceva, non c'era nessuno che vagabondava in giro, andavano tutti a lavorare. Altrimenti... Franco da Udine, buona giornata, insomma, al di là della sua nostalgia personale per un periodo insomma, che preferiremmo dimenticare, però il problema c'è, no? Il problema c'è, allora tante volte io capisco e sono anch'io tantissime volte indignato di quello che accade in stazione, io vado là effettivamente e chiamo la polizia, cioè mi conoscono proprio per questo fatto qua, quello si può fare, no? Non è che se uno è seduto in panchina magari che è buttato lì, non c'è motivo di buttarlo fuori, cioè, no, è sporco, ecco, cioè, non rispettano la città perché buttano per terra, la mattina lasciano quelle coperte termiche là per terra, è ovvio che c'è questo degrado, è ovvio che dietro la strada di si fanno, anzi non è ovvio, purtroppo accade. Però purtroppo succede, però no? succede, e quindi sono tante le segnalazioni. Sono tantissime e io sono il primo a segnalarmi a me stesso e vado a chiamare la polizia, però non è che la Meloni può fare grandi cose in questo senso. Noi siamo in una democrazia, c'è una Costituzione da rispettare e questo non è che si può andare oltre quello che sono i diritti dell'uomo di base, quindi bisogna, la difficoltà è proprio questa qui, rispettare quel che è il diritto di ogni persona senza andare poi ad agevolare quel che è la nostra piazza, la nostra città, e il problema è questo, non è che si può andare là a manganellare le persone, no? Cioè, ovvio, io avevo proposto tempo fa il fatto di prendere tante persone, cioè questi qua, e mettere in una caserma, ma adesso detta così sembra brutto, non è in modo da far capire, tu puoi rimanere, dare un po' di istruzione, far capire gli usi e costumi. È un po' lo spot, l'idea dello spot di cui si sta parlando però in questo periodo. No, avevo già tempo fa detto questa cosa qua, poi mi hanno preso in giro, perché sì, è proprio perché penso che sia giusto magari imparare a fare qualche mestiere, insomma, cioè, in modo da cercare che ci sia
laddove ci sia la possibilità e le persone che effettivamente possono rimanere sul territorio, cioè un'integrazione, no? Così non ci sarà mai integrazione, perché diciamoci la verità, sta sulle scatole a tutti vedere questi qua in piazza, sta sulle scatole, è inutile che neghiamo, no? Allora bisognerebbe in un certo modo trovare una soluzione e non è semplice, perché non è che si può andare lì a manganellare, non si può fare, come, insomma, e non credo sia corretto. Meno male. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, volevo parlare con il consigliere Medau. Prego, è qui che l'ascolta. Rispondo alla testa del numero non la sentiamo benissimo, però non so se sta parlando forse da un viva voce, perché la voce non è molto chiara. Allora, ecco, mi sente? Meglio, sì, forse un po' meglio. Volevo parlare con il signor Medau, che avevamo già fatto una segnalazione in via Rismondo, all'altezza della pizzeria Mangiafuoco. Noi lì avevamo un tombino per l'acqua. Da quando è stato fatto un lavoro è stato chiuso quel tombino e lì si forma una bella pozzanghera d'acqua, quando passano le macchine ci bagna, oltre il portone che l'abbiamo già rovinato grazie alle macchine che arriva l'acqua e cose. Se è possibile di riattivare quel pozzetto lì, perché non possiamo più avere acqua dentro in casa, anche perché la casa è dell'Ater e noi dobbiamo mettere di tasca nostra per fare il portone nuovo. Vi ringrazio molto. Grazie a lei per la segnalazione, per avercela ricordata. Mi ha segnalato e io sono andato in un giorno di pioggia, ho visto la pozza, c'è un ingresso di un garage e c'è questo portone marrone, non larghissimo, alto, marrone, ed effettivamente è rovinato sotto, perché cosa fa? Io ho visto anche la toppa per terra nera. No, sono passato proprio a guardare appositamente, in effetti il signore ha perfettamente ragione, ho parlato con l'assessore, ho spiegato il fatto che effettivamente hanno chiuso questo tombino e il problema c'è. Avevo parlato con lui e è andato a vedere appositamente e quindi io ho già parlato con l'assessore, vediamo di riuscire a ripristinare quello che è, perché in effetti quando piove si forma la pozza e le macchine bagnano questo portone, che è un portone vicino al garage, quindi insomma io ho già parlato con l'assessore e ha fatto bene a ricordarmi, perché così quindi si trattava di via Rismondo. Via Rismondo, alla fine c'è un parrucchiere lì, prima della scuola guida, insomma lì, prima di girare via Battisti c'è questa cosa lì. Io sono passato perché in effetti era, perché avevamo parlato qui in trasmissione, ma non avevo ben capito la storia, invece arrivando là si capisce perfettamente, andando sul posto a verificare. C'è il nostro Umberto Bosazzi in compagnia, credo, di turisti, di giovani turisti qui nella nostra città. È così, Umberto? Ti vediamo collegato appunto con Sono due ragazzi giovani, beati loro, che arrivano dall'aeroporto di Ronchi, ma sono di Nocera Inferiore, quindi io sempre, con mia grande fortuna, devo dire la verità, prendo sempre gente che arriva da Napoli o dintorni come in questo caso. È la prima volta che siete a Trieste? Per me è la seconda. Per me è la prima volta. Che impressione hai avuto? Ti do del tu, perché insomma, che impressione hai avuto la prima volta che sei stato a Trieste? È una città molto molto bella, molto aperta, dove si sente il mescolarsi di tante culture diverse, di una storia comunque molto importante, una città sicuramente affascinante. Tu invece che cosa ti aspetti essendo la prima volta? Ma già intravedo che è molto pulita, piena di ciclabili, molto priva di barriere architettoniche, già mi piace. Forse ci saranno delle sorprese, ma questo è un altro discorso. Volevo chiedervi, voi vedo che appunto zaini eccetera, quindi forse sono le più belle vacanze queste, per dire la verità. Utilizzate il treno per spostarvi? Sì, noi in realtà siamo venuti tempo fa, insomma una settimana fa, con il Frecciarossa fino a Udine da Napoli, e poi ci siamo sempre spostati in treno da Udine a Ronchi, dove c'è una nostra amica che ci ha ospitato, e anche oggi con il treno da Ronchi a qui. Ma ci sono, per i ragazzi, io appartengo alla generazione dell'Interrail, quindi secoli fa, ci sono ancora delle combinazioni favorevoli per viaggiare in treno, oppure fondamentalmente, diciamo la verità, per certi aspetti, logicamente per chi può permetterselo, viaggiare in treno conviene abbastanza e quindi va tutto bene, oppure ci sono appunto delle combinazioni per giovani? Allora, per i giovani c'è qualche offerta, per esempio sotto i 30 anni il Frecciarossa conviene, cioè costa un po' di meno, però tendenzialmente, anche parlando con i miei coetanei, la scelta preferita è l'aereo. Io cerco di usare il treno anche per avere un minore impatto ecologico,
purtroppo mi rendo conto che la rete ferroviaria non regge spesso il passo con l'aereo, quindi fatte eccezioni per qualche tratta molto comoda, il treno deve fare le ferrovie devono fare molto di più per diventare competitive. Soprattutto giù al sud Italia. Ok, grazie davvero, buona permanenza a Trieste, buona giornata. Ciao, salve. Ciao, grazie tante. Allora, avete visto questi giovani che hanno tra l'altro riassunto anche quello che è uno dei problemi che riguarda appunto il trasporto ferroviario nel nostro paese, che rimane secondo me il modo più tranquillo, per dire la verità, ma però insomma ci sono ancora delle problematicità, ecco, che si stanno risolvendo per certi versi. Laura, se credi, io chiudo qui il collegamento e ripeto ancora una volta, ringrazio l'ufficio stampa di Ferrovie dello Stato per Trieste. Grazie Umberto Losazzi, grazie Elisabetta Gessi per questi bei collegamenti. Sì. Mi ha molto colpito il discorso del ragazzo così giovane che è riuscito un po' a captare, no, sul fatto che la nostra città è una città cosmopolita, una città ricca mi ha molto colpito, no? Impatto, no? Questo fa molto piacere, no? Cioè, in effetti è così che si coglie, no? Che si coglie così, mi è molto piaciuto questa sua che forse per noi non è così evidente, perché noi che ci viviamo magari non però lo abbiamo così infatti noi ormai siamo abituati un po', e invece fa piacere, cioè è una cosa, mi ha colpito questo l'affermazione di questo ragazzo. È bello anche vedere appunto tutti i tipi di turisti, dall'estero, dall'Italia, giovani, anziani, insomma c'è davvero di tutto. E questo effettivamente dimostra come sempre si può sempre migliorare, no? Però dimostra come effettivamente la nostra città è appetibile all'estero, no? All'estero e dico all'estero anche in Italia, nel senso non anche per italiani che non vivono qui. Quindi in realtà questo io penso che sia un ottimo momento per questa città a livello turistico, la vediamo ogni giorno e noi che viviamo qui riusciamo a capire non solo la piazza Unità piena, la piazza Goldoni piena, la piazza della Borsa piena, no? Tutti i locali pieni, tutti allegri, tutti io penso che questo sia davvero a livello turistico un ottimo momento. Come ho detto qualche volta, l'industria del turismo è l'unica industria che non può essere delocalizzata e quindi effettivamente bisogna investire ancora di più e, come si diceva all'inizio della trasmissione, cercare di far sì che le persone rimangano qualche giorno in più. Anche il signore all'inizio dell'intervista che aveva fatto Umberto Losazzi, e gli ho detto, che ha fatto la battuta poi, ero un giorno a Trieste ma ritorno con mia moglie, no? Quindi è importante anche invogliare appunto al ritorno, anche tutti questi che arrivano con le navi, una buona strategia, no? Tanti sono contro le navi, no? Ma le persone che arrivano magari stanno quei giorni perché effettivamente è limitato il discorso delle navi, ma magari si ritorna dopo con la famiglia. Quando abbiamo fatto domenica quello della Ferrari, che è stato pubblicizzato pochissimo, era pieno così, pieno di turisti. Poi per far uscire io e il sindaco abbiamo bloccato il traffico, no? Perché c'erano le due vigili dall'altra parte, io e lui eravamo lì, io e Roberto la bloccaste ma bellissimo, quindi io la città così la adoro e diciamoci insomma la verità, si sviluppi ancora di più e questo penso sia innegabile, il fatto che vuol dire che anche a parte il momento favorevole, ma anche un'amministrazione che lavora bene. Ben tenuta, insomma. Allora, grazie a Marcello Medao per essere stato con noi quest'oggi, torni presto a trovarci qui a Senz'altro, mi farà sempre molto piacere. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito e buona giornata a tutti.